Ben trovati telespettatori di Gold 78, canale 78 del digitale terrestre, per una nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Un calcio che è fermo, dovrebbero ritornare i dilettanti in campo a partire da domenica prossima, vedremo però cosa succederà questa settimana. In questa prima parte della nostra puntata odierna, due allenatori che stranamente in questo momento non stanno allenando, quindi sono attenti osservatori del loro campionato di appartenenza. Parliamo di due allenatori che hanno vissuto sicuramente stagioni straordinarie. Parliamo subito con Carlo Breve, che saluto immediatamente. Buonasera, ciao Carlo, ben trovato. Grazie, ti trovo in forma, però la panchina ti manca. Sì, tanto il calcio manca perché è da una vita il nostro mondo e quindi sicuramente manca lo spogliatoio, manca l'adrenalina, però è vero. Ce ne dobbiamo fare una ragione, in questo momento è così. Vedremo però cosa succederà. Vedremo cosa succederà, bisogna essere sempre ottimisti, credo. Quello no? Lo siamo sempre. È ottimista anche il nostro altro ospite, ovvero Peppe Pagana, che ritrovo dopo qualche mese. Peppe, a te ti manca non poco la panchina, moltissimo. Credo, no? Tu sei sempre stato un uomo di campo. Colgo l'occasione per salutarti e ringraziarti per l'invito e saluto tutti i telespettatori. E come ha detto il mister, chi vive di questa passione è normale che ti viene a mancare. Ti manca soprattutto la settimana lavorativa, ti manca il campo, ti mancano i ragazzi. Però allo stesso tempo... Ti mancano le critiche, le cose positive, no, ti manca guarda, tutto. Sì, manca tutto, però uno deve sfruttare anche queste occasioni per tirarsi un po' fuori e guardare la cosa anche dall'altra parte, con gli occhi dei critici, perché tante volte quando sei dentro non riesci neanche a valutare, a capire bene quando vieni criticato e perché vieni criticato, invece guardando da fuori magari ti isoli, vivi di meno quella situazione e riesci a essere più lucido. Quindi è sempre tutto quello che si fa nella vita, bisogna prenderlo come un'esperienza positiva. Giusto. Quindi bisogna sfruttare questo momento per capire e valutare bene tantissime situazioni. Giusto, chiaramente ho detto attenti osservatori, soprattutto del campionato di Serie D, dove siete stati anche dei protagonisti. Diamo intanto subito un quadro su tutto il campionato. Inizio da Carlo. Che campionato è quello di quest'anno? Perché ci sono quelle 4, 5/6 squadre in vetta e poi tutte le altre quasi un po' a soffrire per cercare di fare punti salvezza. Ma direi campionato entusiasmante perché molto equilibrato rispetto agli anni precedenti, dove magari ci sono state delle corazzate che hanno stradominato il campionato e i pronostici erano chiusi. Da quest'anno, ma forse anche l'anno scorso, quando anche la Ciriale ha detto la sua, da quest'anno ci sono 4, 5, 6 squadre che possono ambire alla promozione. Ecco. Dovremmo aspettare proprio le ultime giornate per capire chi potenzialmente può vincere il campionato. Punti sono tutte lì, seguendo un plauso in questo momento alla Cireale, che non era partito così bene, ma ha avuto un momento negativo con la sconfitta di Licata, dove lì magari si pensava che potessero un attimino mollare, ma hanno avuto due ruggiti importanti con due vittorie fondamentali, quelle di Gelbison e Lamezia, che l'hanno rimessa in auge. Due vittorie pesantissime su dei campi difficilissimi, con due pretendenti che stavano veramente bene, e lì la Ciriale sta dimostrando di poter meritare ampiamente anche il primo posto, puntare al primo posto. Diciamo che ancora al Gelbison ha una partita in meno. Due partite in meno. Anzi due, esatto, quindi ancora è tutto da definire, però sicuramente se la può giocare fino all'ultimo. Assolutamente. Peppe, invece per te che campionato di Serie D è stato e che cosa possiamo aspettarci in questa seconda parte della stagione? Ma guarda, quest'anno io già l'ho detto più di una volta, il campionato si divide in due campionati. C'è il campionato da vertice e poi c'è proprio un campionato per riuscire a salvare la categoria. Ci sono poche squadre che stanno in mezzo. La differenza è tanta tra le 6 squadre di vertice, perché tra le favorite iniziali, dove tutti parlavano giustamente in base agli organici del Trapani, della Mezia, della Cavese, della Gelbison, che è stata una conferma perché già l'anno scorso la Cavese ha fatto benissimo, e la Cireale si sono inserite benissimo pure secondo me il Paternò e il Licata. Queste squadre fino alla fine secondo me lotteranno per fare un campionato di vertice e poi saranno, come ha detto prima il mister,
ogni partita è una storia a sé, ogni partita può essere determinante arrivato a questo punto, perché adesso sono tutte finali. Beh, un po' la caratteristica della Serie D, soprattutto nella seconda parte, no? Negli ultimi anni c'è stato prima il Bari, poi c'è stato il Palermo, poi l'anno scorso il Messina nell'FC, che rispetto agli altri avevano qualcosa in più. Invece quest'anno regna l'equilibrio, e l'equilibrio può essere spezzato anche da piccoli episodi. Anche il Covid è un fattore importante, perché Chiaro. io ricordo l'anno scorso noi in un momento dove eravamo primi in classifica, perché noi l'anno scorso fermi la stagione, noi abbiamo avuto 7-8 ragazzi che sono stati fermi per 20 giorni, non si potevano allenare, poi quando sono rientrati facevamo una partita ogni 3 giorni e non riusciamo a trovare quell'equilibrio che invece eravamo riusciti a trovare prima della sosta. Infatti. Quindi i fattori possono essere tanti, ma indubbiamente le squadre che sono lì secondo me hanno tutte le possibilità per poter lottare fino alla fine, sia a livello strutturale, sia a livello di organico e anche a livello di ambizioni, che le ambizioni per piazza, per tradizione, ci sono squadre come la Cireale, squadre come... Ecco, proprio della Cireale voglio farti una domanda, una Cireale che effettivamente non era partita con un'idea ben precisa di vincerlo questo campionato, forse pian pianino, strada facendo, si è resa conto di avere un organico interessante, qualche piccolo ulteriore aggiustamento, e adesso sono al primo posto, seppur con 2 partite in più rispetto alla Gelbison. Però essere al primo posto mentalmente è un'arma certamente forte. Certo, i risultati l'hanno fortificati, però è vero che c'erano squadre che inizialmente dal punto di vista dell'organico magari presentavano qualcosa in più, ma la Cireale ha un organico dal primo giorno che non è da meno agli altri organici, perché quando tu in squadra hai giocatori come Figliomeni, come Lodi, la verità è che purtroppo loro per tanto periodo non hanno potuto soffrire di questi ragazzi, però nel momento in cui hai questi giocatori, poi attaccanti importanti come Piccioni, come Savanarola, come Ortolini, adesso è stato sostituito da Ricciardo, giocatori importanti e giovani interessantissimi, perché hanno preso pure i Cristiani l'anno scorso, giocava nel Messina, ha vinto il campionato. Ho l'impressione che si sono resi conto che con qualche ulteriore aggiustamento avevano ancora più forza. No, poi i risultati poi sono stati bravi a mantenere il mister, a dare continuità, e il mister già l'anno scorso quando è subentrato ha dato equilibrio, è stato ben accetto dalla piazza, è stato ben accetto dai ragazzi, la dirigenza magari in base agli errori del passato, dove forse l'anno scorso quando c'ero io l'errore più grande che è stato fatto è stato quello di manifestare a tutti quanti di voler stravincere il campionato, quando invece bisognava un pochettino abbassare i toni, perché poi è stato uno sbaglio. Che poi alla fine no, perché ti ripeto, io l'anno scorso in questo periodo noi eravamo primi, però già c'era qualche piccolo malumore, invece in questo momento c'è entusiasmo, però siamo lì, perché la situazione è simile, perché purtroppo nella vita le aspettative fanno la differenza. E poi in una piazza come Cireale, se tu prometti che devi vincere il campionato, non ti perdonano nulla. Devi mantenerla, perché sennò è un'arma a doppio taglio. Un altro fattore che può essere decisivo è sicuramente il fattore societario. Chiaro, fondamentale poi per la Serie D. Se la società riesce a darti serenità dal punto di vista proprio economico, questa è una cosa che può fare la differenza. Certamente. L'applauso da questo punto di vista va a Licata. Chiaro? No, del Licata parleremo dopo, perché adesso io voglio farvi sentire invece le dichiarazioni di Giovanni Ricciardo, il nuovo arrivo, il nuovo attaccante di questa città di Aciriale. Mancava tanto, diciamo, il sud, il clima caldo, il clima soprattutto, e quando c'è stata l'opportunità di una piazza così importante e così calda come Cireale non ci ho pensato 2 volte. Sono veramente felice di essere qua, mi sento a casa, conosco gran parte dei ragazzi e non vedo l'ora di iniziare. Intanto quello che hanno fatto finora i ragazzi è qualcosa di straordinario. Questi ragazzi, io mi alleno con loro da 1 settimana e meritano veramente tanto per tutto quello che è stato fino ad ora. Hanno fatto qualcosa di immenso, però diciamo che questo non basta, bisogna confermare quello che si è fatto fino ad ora anche nel girone di ritorno. Io sono venuto per mettermi a disposizione e per dare una mano ai ragazzi e alla società.
Comunque il mister infatti è una persona alla mano con cui si può parlare, si può dialogare, poi mi piace come gestisce gli allenamenti. Con i ragazzi naturalmente mi hanno fatto subito sentire a casa, qualcuno lo conoscevo, con Peppe Savanarola avevamo già giocato insieme, abbiamo vinto 2 campionati e quindi è stato subito semplice inserirsi in questo gruppo di ragazzi per bene. Assolutamente sì, siamo compatibili anche perché lui ha caratteristiche diverse dalle mie e sono felice che stia facendo bene, deve continuare così perché dagli allenamenti ho visto che è veramente forte, ha dei colpi straordinari e merita, diciamo, altre categorie, però di sicuro possiamo giocare insieme perché le caratteristiche sono diverse. Non mi piace fare le promesse, non mi è mai piaciuto, diciamo, nel calcio, per me contano gli obiettivi, conta raggiungere gli obiettivi, nella mia testa ho un obiettivo e ho sempre giocato per quello, quindi per me rimane quello e basta, cioè nel senso per me conta solo una cosa, non mi piace parlare prima, non promettere numeri, non contano niente, conta dimostrare sul campo e l'importante è che loro ci sostengano da dentro, da fuori, ci sostengano sempre. Alla fine, a maggio, a giugno, quando sarà, faremo i conti e speriamo davvero di regalare questo sogno a questa piazza che secondo me ha grande fame di calcio e merita tanto. Sarà la punta che mancava, l'ulteriore punta che mancava alla Ciriale, Carlo, questo Ricciardo? Ricciardo sicuramente, io l'ho allenato in rappresentativa Sì? tantissimi anni fa, è un ragazzo che ha delle qualità importanti, non lo scopro io, un 86. E poi è un vincente, no? Cioè, È uno che ha vinto tanti campionati, soprattutto è una prima punta classica, che dà fisicità, vede dà la profondità porta e fa gol da tutte le posizioni, poi è un ragazzo serio, è un gran professionista, Sì, è vero. uno che ha fatto tanti anni professionisti e quindi sicuramente può essere l'arma in più per la Cireale. È vero, è vero. Parliamo del Licata a questo punto ed inizio con Peppe. Un Licata che adesso con i risultati sta salendo sempre di più questa classifica e tu fuori onda poc'anzi mi dicevi secondo me se la giocherà fino alla fine anche con la carta possibile dei playoff. Guarda, io seguendo il campionato ho visto che il Licata ha avuto una grandissima continuità di risultati. È stato tantissimo sfortunato negli episodi, perché purtroppo per qualche piccolo episodio proprio negli ultimi minuti finali delle partite più importanti con la Cavese e con la Lamezia è stato sfortunato, no, con la Gelbison è stato sfortunato e ha perso qualche punto che poteva ancora, diciamo, fomentare la classifica che hanno. E poi io conosco tanti ragazzi dell'organico, il mister è una persona preparatissima, il presidente è una persona che tutti conoscono, che stimano tanto perché è una persona veramente seria e tutto questo fa sì che il Licata può essere una squadra importante, anche perché adesso ha fatto dei piccoli aggiustamenti, ha completato l'organico e poi sono delle annate dove tu hai indovinato l'acquisto dell'attaccante che secondo me è uno dei più importanti del campionato. Assolutamente, concordo. Ma non solo il ragazzo di colore ma anche il ragazzo del 2000 che è un ragazzo del 2000 ma è già pronto per poter giocare, quindi sono quelle annate dove tu ti ritrovi dentro alcuni giocatori che magari inizialmente nessuno diceva o pensava che potevano essere così importanti e poi quando sei lì è normale che ci provi, te la giochi e poi sono piccoli dettagli a fare la differenza. Attenzione perché il Licata in questo momento ha 27 punti contro i 34 della prima in classifica, sono tanti da recuperare, sono due partite. previsione primo posto. Secondo me loro stanno andando veramente oltre quello che si erano prefissi all'inizio del campionato, loro avevano prefisso una tranquilla salvezza
E qui parlavo della bravura della società, dove il presidente Massimino dà tanta stabilità e tanta sicurezza a tutto il gruppo squadra, staff e calciatori, e questo ti fa lavorare con un quid in più. Pippo Romano non lo scopro io, Ci mancherebbe. molto esperto che conosce benissimo la categoria, e hanno in questo momento, che hanno fatto risultati dopo essere partiti un tantino in sordina, c'è entusiasmo e Massimino ha preso qualche giocatore in più, perché adesso magari credono di poter ambire a qualcosa in più rispetto alla salvezza, ma non credo che abbiano l'obiettivo di vincere. Ci mancherebbe, anche perché poi alla fine c'è sempre il solito dilemma: vinci il campionato, però poi devi programmare una stagione tra i professionisti che ti implica tanti problemi. Diciamo che è legata a tutto per poter fare i professionisti, cioè non Sì. gli manca proprio niente a una piazza Questo come è- Licata. questo è vero, questo è Tradizione lo dice. Un altro plauso da questo punto di vista va al Paternò, Certo. tra le squadre rivelazione. Vedo che siete un fiume in piena, parleremo anche del Paternò, perché adesso noi ci guardiamo invece proprio l'intervista a Pippo Romano, allenatore del Licata. Abbiamo cominciato da qualche settimana, diciamo una decina di giorni, a prepararci a quello che è l'impegno che verrà col Giarre, perché come sapete ci siamo fermati in considerazione di quello che è stato questa vicenda dei contagi, e secondo me è stato anche giusto fermarsi. E ci stiamo preparando bene, stiamo sempre lavorando col solito piglio, col solito entusiasmo, e non aspettiamo il momento e l'ora di scendere in campo e riprendere quello che abbiamo lasciato qualche settimana fa. Sono sempre contento per come stiamo lavorando, c'è sempre il gruppo che si allena benissimo, con grande spirito, con grande collaborazione, e questo mi rende orgoglioso di questi ragazzi. Ciao, sono Vincenzo Giordano, 20 anni, e vengo dall'Avello Calcio, dal girone H, e mi trovo bene col gruppo, i primi allenamenti, col mister, con la società. Fino adesso è tutto bello, è tutto da un clima da professionisti. Saluto ai tifosi sperando di riuscire a tornare in campo il più presto possibile, a sentire i loro cori, le loro urla e incitazioni. I nuovi arrivati si stanno inserendo bene, da qualche giorno che sono con noi, si sono inseriti bene nel gruppo, lavorano anche loro con grande dedizione, grande entusiasmo, soprattutto grande professionalità. Ma io l'avevo sempre detto che se doveva arrivare qualcuno qua, doveva arrivare gente motivata, che sia sotto il profilo professionale, che lavora bene, con lo spirito giusto e con l'entusiasmo giusto, e perciò questi che sono arrivati sono contenti perché si stanno applicando abbastanza bene. Non ci sembra l'ora, ma penso anche ai tifosi stessi, non sembra l'ora che noi ritorniamo in campo e riprendere quello che abbiamo fatto nell'ultimo periodo, regalandoci e regalando loro quei risultati che ci aspettiamo e si aspettano. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto fino adesso, ma è chiaro che ancora c'è tanto da fare, perché c'è un girone di ritorno, concludere la prima di ritorno, poi c'è tutto un girone di ritorno che è sempre abbastanza spigoloso e dobbiamo prepararci bene. Peppe, insomma, questo Licata lo vediamo un po' tutti proiettato sicuramente nella zona playoff. Dovrà stare attento a questo punto il Paternò, perché proprio il Paternò sulla carta è quello che potrebbe essere facilmente agganciabile subito da questo Licata. Un Paternò che è sicuramente la squadra rivelazione. Sì, fortunatamente non si gioca sulla carta ma si gioca sul campo. È vero. E sul campo il Paternò ha dimostrato di essere una squadra non meno temibile di tutte le altre. Poi è anche vero che la classifica deve essere guardata in una certa maniera, perché è stata assestata
dall'eliminazione del campionato dell'FC vero. Messina, perché lì il Paternò aveva vinto e poi invece si trova 3 punti in meno, quando altre squadre invece hanno guadagnato qualche punto, quindi bisogna analizzare bene. Quindi il Paternò è una squadra che sul campo ha detto che se la può giocare tranquillamente a viso aperto contro tutti, è una squadra ben allenata, una squadra tosta che quando la vedi giocare capisci perché è così difficile da battere, perché è una squadra dove veramente sono un pugno unito, dove stanno bene tutti atleticamente e tutti hanno un unico obiettivo, quello di sputare l'anima in campo, e l'hanno dimostrato con i fatti. Infatti se tu vai a vedere tutte le partite anche con le squadre più blasonate, anche quando hanno perso, hanno perso sempre di misura. Ma ti ha un po' sorpreso Torrisi al debutto in categoria? Ma guarda, io sono felice per lui perché lo conosco personalmente, abbiamo avuto più volte modo di confrontarci e mi è piaciuta la sua umiltà, perché il fatto che lui ha allenato in eccellenza o in categorie anche inferiori, si poneva sempre con quell'umiltà di farmi alcune domande come se io tipo allenassi da una vita, quando invece diciamo sì, magari in questa categoria ho qualche anno in più di esperienza, però fondamentalmente abbiamo la stessa età e abbiamo diciamo gli stessi anni calcistici. Insomma, l'umiltà diventa un po' la sua perché lui ha tanta voglia di crescere, ha tanta voglia di migliorare, è curioso, è ambizioso, e questa è una dote per un allenatore, perché l'allenatore vive H24 di calcio e quando c'è la voglia di migliorare, di confrontarsi con i colleghi, secondo me è veramente una grandissima qualità. È vero, è vero. Però è anche vero che c'è lo zampino di Strianesi in tutto questo progetto Paternò. Paternò, chapeau sia a Torrisi che a Strianese, che è una squadra fatta veramente molto bene, con giocatori specifici per quel modulo, funzionali per il 4-3, un gruppo di giovani che corrono dall'inizio alla fine con qualche giocatore di qualità. Che serve sempre. E veramente stanno... È un pubblico che si è avvicinato, tra l'altro. È chiaro, quando c'è i risultati, quando tu riporti entusiasmo in una piazza come Paternò, che ha grandissime tradizioni, e Peppe sicuramente la conosce, e come se la conosce Peppe, tu riporti il pubblico delle grandi occasioni, e vedere il Falcone Borsellino pieno di gente che ha entusiasmo e che conosce uno per uno i calciatori della squadra, è una cosa che piace. Bisogna fare chapeau e dare i giusti meriti sia a Torrisi che a Strianese. E noi ci sentiamo proprio l'intervista ad Alfio Torrisi, allenatore del Paternò. Diciamo che continuiamo a fare il nostro dovere, in attesa che si ritorni in campo. Sicuramente la gestione della settimana è una gestione diversa, non avendo la gara la domenica, però dobbiamo cercare di prepararci al meglio per questo rientro in campo, perché ci aspettano sicuramente tante gare e una sosta del genere bisogna anche saperla gestire bene a livello di preparazione fisica oltre che quella mentale, e quindi lavoriamo giornalmente per cercare di farci trovare il meglio. No, la squadra sta bene, si diverte, lavoriamo con molta abnegazione, con serenità, e quindi sicuramente la mancanza della partita la domenica incide, no? Però tutto questo ci porta a spensieratezza, ci porta a lavorare con più serenità sicuramente, perché magari in un momento del genere si pensa magari a mettere un po' di benzina sulle gambe per il futuro, e la spensieratezza che non c'è la partita la domenica magari ci fa anche lavorare in una maniera diversa sotto il profilo mentale. Questo sicuramente è merito dei ragazzi, perché sono riusciti a fare, diciamo, un 2022, questa parte del 2021, scusami, veramente sorprendendo tutti e tutti, ma non tanto per i risultati, ma anche per il modo, per come sono stati conquistati questi punti, no? La squadra penso che ha fatto divertire, si è divertita, ha creato tanto, ha fatto, al mio modesto parere, anche un discreto calcio, quindi merito va a tutti i ragazzi. Io da parte mia cerco di scegliere i migliori 11 ogni settimana, cosa che non è facile, perché qui meritano veramente di giocare tutti, bisogna fare una formazione con 23 elementi per premiare tutti e per dare il giusto merito al lavoro che fanno durante la settimana. Io da parte mia cosa dire? L'ho detto più volte, non voglio essere ripetitivo, però io ho avuto questa grande possibilità, ne vado fiero e ne sono felice, perché la Serie D è qualcosa veramente di bello, è una categoria diversa, è una categoria che si avvicina, e per poco, diciamo, non è una categoria
dei professionisti, perché diciamo siamo semi, ma per come si svolge la settimana, per come si svolgono le trasferte, per come si svolge tutta la settimana e tutta la stagione, diciamo che è veramente un campionato che secondo me non ha nulla di meno quello dei professionisti. E poi, ripeto, farlo a Paternò ha un sapore ancora diverso. Beh, è anche vero però che dobbiamo parlare di questa Gelbison, che attualmente sì è al secondo posto, ma 2 partite da recuperare che non sono certamente facili, perché soprattutto una delle 2 riguarda lo scontro contro il Trapani. Carlo, come vedi questa Gelbison? Riuscirà a fare il miracolo del girone d'andata anche nel girone di ritorno? Ma direi che la Gelbison l'ho vista giocare a Paternò, è una squadra molto quadrata, squadra che ha proprio soprattutto nella fase difensiva 3 difensori centrali eccezionali, tutte e 3 molto forti per la categoria. A centrocampo il capitano, che è un giocatore sicuramente di categoria superiore, e davanti insomma fanno un 3-4-3 molto equilibrato, con grande equilibrio, e riescono a Paternò per esempio, hanno vinto con grande, diremo, facilità, soprattutto perché erano in un momento in cui loro stavano benissimo. Anche mentalmente. Anche mentalmente, il Paternò veniva da qualche problematica, soprattutto dal punto di vista fisico, e quindi hanno subito in quella partita proprio fisicamente la Gelbison. Squadra molto fisica, quadrata e ha giocatori di qualità. Ora hanno avuto un calo nell'ultimo periodo. Che potrebbe anche starci. Che è fisiologico, non sono lì per caso, insomma. Certo, il Covid li ha un po' messi ancora ulteriormente in difficoltà, perché ti fermi per il Covid, ma ti fermi anche perché comunque devi recuperare delle partite. Certo, ma perché il Covid non è che tu non puoi giocare quella partita, è che proprio non puoi lavorare, non ti puoi allenare. E il mister lo sa, quando tu stai 20 giorni senza poterti allenare, quando riprendi trovi squadre che sono già in condizioni e quindi i valori tecnici si azzerano e qualsiasi partita diventa un'insidia grandissima. Ma loro non sono una sorpresa quest'anno, sono una sorpresa perché si chiamano Gelbison, non hanno magari la tradizione che hanno le altre Diciamo squadre. che stanno crescendo di Ma stagione hanno in un organico stagione. che in questa categoria veramente fa invidia a tutte le altre squadre. Il presidente è ambizioso, la società è seria e hanno fatto un casino di investimenti. E se tu vai a guardare il parco attaccanti che hanno la Gelbison, hanno Sparacello, hanno preso De Sortolini, hanno il ragazzo straniero argentino. Secondo me lo vogliono vincere. Certo, questo no, ma loro non hanno mai nascosto lo vogliono questa proprio vincere. Non hanno mai nascosto questa È vero, dietro è hanno vero. preso Marchetti, che l'anno scorso già nell'FC era un giocatore, diciamo, per la categoria un lusso. È una società ambiziosa. La verità è che ci sono altre 2 o 3 squadre che se la giocheranno fino alla fine. E vedremo come andrà a finire. Infatti. Allora ci ascoltiamo subito l'intervista pre-gara, perché adesso la Gelbison dovrebbe tornare in campo mercoledì con il Rende per recuperare una delle 2 partite. Sentiamo l'intervista con Gianluca Esposito, proprio l'allenatore della Gelbison. Uno stop lungo, purtroppo dovuto alla situazione Covid, che sembra non migliorare, non dare tregua a nessuno. Non ci arriviamo benissimo a questa partita perché abbiamo ancora un buon numero di giocatori fuori, ma speriamo di recuperarne alcuni per mercoledì. Abbiamo una squadra in grado di sostenere una partita e quindi non vediamo l'ora di tornare in campo. Quelli che si sono allenati con regolarità e costanza stanno bene, gli altri non benissimo, stanno cercando di recuperare la forma migliore, stiamo cercando di affrettare un po' i tempi, speriamo di arrivare in condizioni accettabili. Da un punto di vista mentale credo di no, perché spero, anzi sicuramente ci sarà tantissima voglia di tornare in campo, di tornare a giocare partite ufficiali. Ripeto, qualche dubbio ce l'ho più sulla situazione a livello atletico. Intanto vogliamo riprendere per dare almeno una parvenza di normalità alle nostre vite. Poi per quanto riguarda l'aspetto specifico del campo vogliamo riprendere al meglio, cerchiamo di tornare da questa trasferta di Rende, cercheremo di tornare con 3 punti che ci potrebbero proiettare in testa alla classifica, quello è il nostro obiettivo, faremo di tutto per riuscirci, sapendo che sarà una gara difficile. Ci aspetta una squadra che secondo me ha meno punti in classifica di quelli che meriterebbe, una squadra molto giovane ma che propone un calcio molto
propositivo, scusate la ripetizione dei termini, una squadra che gioca bene a calcio, che ha delle idee molto molto chiare, che corre tanto e che è sicuramente una squadra da prendere con le dovute precauzioni. Sono 6 punti che non abbiamo, sono 6 punti che potremmo avere, sono 6 punti che dobbiamo conquistare. Ripeto, intanto facciamo il passaggio a rende cercando di tornare con 3 punti, poi penseremo a tutte le altre partite. La Gelbison dunque in vetta, forse se recupera questi 6 punti vedremo cosa succederà. Certamente recuperare 2 partite in questo periodo, voi me lo avete già confermato, certamente non è facile, però è anche vero che se dovessero arrivare questi 6 punti il discorso con il Città di Acireale sicuramente cambierebbe, no? Cambierebbe pelle l'eventuale contrasto contro la squadra cese. Carlo. Il campionato è lungo, c'è ancora tutto un girone di ritorno da giocare con gli scontri diretti, quindi cambia ben poco. Sì, come dicevi tu, il campionato si deciderà nelle ultime giornate. Saranno gli scontri diretti un attimino a stabilire chi andrà in Lega Pro e chi andrà a fare i play-off. Con 27 punti, oltre a Licata, troviamo questa Cittanovese. Peppe, Di Gaetano, devo dire, sta facendo comunque un gran lavoro, perché anche la Cittanovese non era partita certamente per navigare nella parte alta della classifica. Sì, ma sia la Cittanovese che altre squadre, anche il Santa Maria Cilento, si trovano lì perché non ci sono, diciamo, le lepri della situazione che hanno allungato tantissimo la classifica. E quindi nel momento in cui la classifica si accorcia, le squadre che si trovano in mezzo o diciamo che fanno un po' il cuscinetto, tra la zona alta e la zona bassa. E poi bastano 2 o 3 partite per poter cambiare le proprie sorti, perché se ne vinci 2 o 3 e ti trovi per giocare per i playoff, se invece ne perdi 2 o 3 ti trovi risucchiato nella classifica di fondo. È vero. Indubbiamente lui sta facendo un grandissimo lavoro, però anche lì ci sono dei giocatori importanti, perché quando tu in campo hai un certo Bonanno, che se tu vai a guardare in questa categoria ha fatto sempre bene, ha fatto sempre tanti gol, sono rientrati rispetto all'anno scorso 2 o 3 ragazzi, l'anno scorso hanno avuto un casino di problemi fisici, giocatori che in passato hanno giocato anche nei professionisti. E poi c'è anche Savasta, ex Gialle. C'è una società solida, una società, io ho avuto modo di confrontarmi con loro, che sono ambiziosi, che cercano di non fare mai il passo più lungo della gamba, è una struttura importante, loro hanno creato lì proprio nello stadio, hanno creato la foresteria per far stare bene i ragazzi, è una società che ha programmato nel tempo dei campionati importanti, dei campionati dove si possono togliere delle soddisfazioni, quindi questo fa tanto per loro. Carlo, a proposito di Savasta, che dicevi Savasta, qualcuno diceva, sentivo dire che magari era un giocatore solo di categoria, che poteva fare l'eccellenza, invece magari con l'allenatore che ti dà fiducia, l'allenatore che ti fa sentire la sua fiducia. A me è sempre piaciuto Savasta, perché è uno di quei pochi attaccanti che è sveglio dentro area, sa prendere sempre bene la posizione nei confronti del difensore, ha quell'attimo sempre in anticipo e la butta dentro. È vero, è vero. Quindi complimenti a Di Gaetano per il lavoro che sta facendo, perché lui fa giocare bene le sue squadre e quindi complimenti anche a lui. Oltre alla Licata e quindi anche indirettamente al Cittadino, un punto più sotto abbiamo il già citato Santa Maria Cilento, ed è la conferma che queste squadre cuscinetto possono fare quel punto in più che ti serve poi per schizzare nelle posizioni alte, quel punto in meno che poi alla fine possono diventare negativi per non essere trascinati nella zona bassa. Come vedi la stagione del Santa Maria Cilento? Diciamo l'anno scorso aveva fatto un po' di più, secondo me. Sì, diciamo che sono squadre ormai che sono consolidate nella categoria e quindi con l'obiettivo loro di mantenerla, non hanno grandi ambizioni, però sicuramente è un campo difficile quello di Santa Maria Cilento, è un campo dove vai e insomma fai fatica a fare il risultato, sono in linea con i programmi, ecco. Bene, a proposito del Santa Maria Cilento, vi vogliamo raccontare la storia di un suo giocatore che è diventato anche un piccolo beniamino proprio della cittadina. Lui si chiama Koulibaly. Go make you manya manya, Ines is in manya manya. Oh yeah, make you ricotta, mama Africa, ricotta, hey. Make you dance, yeah. Everybody ricotta, mama Africa, ricotta, hey. Make you dance, yeah. Eccolo che arriva, Kassoum Koulibaly.
Buongiorno Cassù. Buongiorno Antonio. Come stai? Tutto bene. Ti stavo aspettando per farmi una bella chiacchierata insieme a te. Sono pronto, possiamo. Ok, andiamo. Terzo anno Culi con la maglia della Polisportiva Santa Maria e il desiderio di voler arrivare fino a dove? Da arrivare il più lontano possibile con questa maglia. Sono arrivato qua, diciamo, ragazzino, dopo 1 anno e mezzo di campionato, Eboli, Nocerina. Questa società veramente mi ha accolto alla grande, con le braccia aperte, non mi ha fatto mancare niente durante questi 3 anni, quindi sicuramente la voglia di arrivare più lontano con questa maglia, perché questa società se lo merita. Una crescita costante, quando sei arrivato in Italia, prima con l'Ebolitana, poi con la Nocerina, e diciamo che con il Santa Maria hai trovato un po', insomma, il completamento di questo percorso. Sì, perché il primo anno, quando sono arrivato in Italia, direttamente sono sbarcato in Calabria, io lo dico che sono arrivato io con il balcone, poi giustamente sbarcato in Calabria, poi sono arrivato a Eboli, che tra l'altro volevo ringraziare anche il presidente dell'Ebolitana, che è stata una persona gentilissima con me, sempre aperta, e ha messo tutto a disposizione mia. E a Eboli sono riuscito a fare un campionato, diciamo, con il primo anno con 26 presenze, e poi sono passati alla Nocerina, poi è arrivata la Polisportiva dopo la Nocerina, che per me era una nuova sfida dopo l'anno un po' brutto a Nocera con l'infortunio di 6 mesi, e per me era una nuova sfida indossare questa maglia e rimettermi in gioco. E diciamo che il primo anno in eccellenza è andato molto bene, che abbiamo vinto il campionato di eccellenza e ho fatto 4 gol, e poi dopo è arrivata la Serie D e quest'anno ancora sto qua e spero ancora di continuare sempre con questa maglia. Tu a Culi hai anche una storia di grande coraggio, di caparbietà. Sei arrivato su un barcone dalla Costa d'Avorio, il tuo paese di origine, e un desiderio, quello di arrivare fino in fondo nel mondo del calcio. Vediamo adesso anche una foto da bambino con la maglia del Milan, quel sogno nel cassetto che si è realizzato. Realizzato direi a metà, perché ancora ci sta da lavorare per arrivare ancora il più alto possibile. Sempre con il lavoro penso che si può arrivare. Poi è un desiderio da bambino che l'ho preso da mio padre, che era una persona a cui piaceva tantissimo il calcio e mi ha trasmesso questa cosa sin da bambino, che mi portava a vedere le partite, perché lui era, tra virgolette, il presidente della squadra del nostro quartiere. Quindi quando c'era i tornei si metteva lui davanti con le maglie e mi portava con lui a vedere le partite. E io, essendo cresciuto in questo ambiente, mi sono innamorato di questo sport. E questa foto me la ricordo come ieri, che mio padre era andato a fare un viaggio e quando è tornato mi ha portato questa maglia del Milan. Non si vede bene le scarpe, eppure queste sono le mie prime scarpe da calcio e una palla. E questo è un ricordo bellissimo che porterò sempre con me, che mi fa ricordare sicuramente mio padre. I tuoi genitori, ci dicevi, non ci sono più, ma sicuramente ti guardano e ti proteggono dall'alto. In Costa d'Avorio invece ci sono i tuoi fratelli, le tue sorelle, che sono i primi tifosi. Sì, sono i miei primi tifosi, la mia sorella. Una sta in Costa d'Avorio e l'altra sta in Guinea Equatoriale, che è sposata, poi c'è mio fratello piccolo. Loro pure, essendo lontano da me, però mi sostengono sempre, mi seguono. Ovunque vado, mia sorella ogni domenica si vede anche lei le partite. E essendo che lei sta là, mi vede da lontano, a me mi dà pure la forza di lottare sempre, di continuare. E poi sicuramente ci sono i miei genitori che penso che da là sopra mi guardano. E pure questa è una cosa che ti fa sempre avere la voglia per lavorare per quelli che stanno lontani da te, per poterli portare vicino a te, che è un mio sogno, portare la mia famiglia qua vicino a me e stare tutti insieme.
Allora, tu sei atletico, possiamo fare un saltino insieme così ci facciamo 2 passi, vai. Certo. Ok. Con te siamo in un altro posto molto bello del comune di Castellabate, tra l'altro tu qui hai anche lavorato, quindi sei particolarmente legato a questo luogo. Sì, in estate sì, ho lavorato in questo ristorante che è un posto particolare, poi è un posto bellissimo che essendo qua in estate si vede pure un tramonto bellissimo qua. Sono molto legato a questo posto. Diciamo che Castellabate è una piazza ideale dove fare calcio, si sta bene, grande organizzazione societaria e poi una location che voglio dire è invidiata da tutti. Sì, direi che è il posto ideale veramente per fare calcio, perché ci sta veramente tutto per poter fare bene. Lo stiamo dimostrando quest'anno, che l'abbiamo dimostrato anche l'anno scorso. Speriamo che riprenderà presto il campionato per poter continuare a fare quello che stiamo facendo. Culi, quando si analizzano le statistiche, quando si legge il tuo profilo, c'è scritto ruolo centrocampista. Però insomma chi segue un po' la squadra del Santa Maria sa che tu praticamente dall'anno scorso, ma soprattutto quest'anno, i ruoli li hai fatti tutti, forse ti manca solo il portiere. Forse mi manca solo il portiere, però per me è un onore innanzitutto stare ovunque in mezzo al campo, sia da terzino destro, da difensore centrale, da centrocampista. A me mi rende orgoglioso sta cosa perché sono ovunque mi mette in mister e cerco di dare il massimo per poter aiutare la squadra. Però la tua preferenza? A centrocampo. Però voglio dire, si fa di necessità virtù e devo dire la verità che insomma, sì. Anche negli altri ruoli te la sei cavata bene. Sì, me la sono cavato bene perché anche io all'inizio ero un po', diciamo, avevo non paura, un po' cioè di sbagliare, però un po' più timido, perché era comunque da parecchio tempo che non facevi più sia che il difensore centrale oppure il terzino destro, quindi avevo perso un po' di come analizzare già, mettermi in campo, quindi avevo perso un po' la cosa, però ogni volta durante gli allenamenti con i mister, con i compagni di squadra che mi aiutavano, sono riuscito, diciamo, a fare bene in questi ruoli che non sono. E poi Culi, sono arrivati anche 2 gol, uno contro la Cireale che purtroppo insomma, è stato vano, però un altro invece fondamentale contro il Cittanova. Quello contro la Cireale non è servita molto, però comunque ci è servita a ritornare in campo con la voglia di andare a cercare quel risultato e siamo andati comunque vicini. E il secondo contro la Cittanovese è un gol importante perché ci ha permesso di avere i 3 punti. Tu sei anche il più bravo nel fare TikTok? Mi è arrivata questa soffiata. Più bravo direi no, più bravo è il capitano che mi trascina con lui in queste cose, anche con Mimo Maggio ci divertiamo, soprattutto prima dell'allenamento ci mettiamo là e cerchiamo di far divertire i compagni di squadra. Culi, si dice che squadra allegra Dio l'aiuta e noi sotto questo punto di vista davvero siamo una squadra allegra. Siamo una squadra allegra perché ci stanno comunque i componenti per far divertire la squadra. Direi io in primis, poi il capitano, poi Mimo Mac, anche Simonetti che qualche volta si butta tra di noi. E questa è anche la forza nostra, perché pure nei momenti difficili noi cerchiamo sempre di sorridere e questa è la nostra forza. Un legame speciale, Culi, si è creato anche con la gente del posto, l'abbiamo visto anche prima, anche mentre stavamo registrando, qualcuno che è passato ti ha salutato, c'è davvero un grande affetto nei tuoi confronti. Sì, io è una cosa che non me lo sarei mai aspettato, venire
in un posto nuovo dove non conoscevo nessuno e dopo 3 anni che legavo veramente con le persone, l'affetto ci sta e me lo stanno dimostrando ogni giorno. Qualcosa di recente, durante la quarantena mia ho avuto un paio di chiamate delle persone del posto che mi chiamavano sempre. Culi, già prima dicevamo la forza di questo Santa Maria sta nel gruppo, che è il frutto di un mix tra una base dell'anno scorso, anche di 2 anni fa, come nel tuo caso, come di Simonetti, e poi di nuovi innesti, nuovi rinforzi che hanno contribuito a rendere questa rosa ancora più forte. Sì, Antonio, la nostra forza, come lo dicevo prima, è il gruppo. Il gruppo che è stato rinforzato già dai nuovi innesti. È stata brava la società soprattutto a rinforzare la squadra sia con i giovani anche con i, tra virgolette, i grandi. Vizak, Evans, Gargiulo e il nuovo arrivato Gabbioneta, che ci hanno dato una spinta in più per poter ambire a qualcosa di più grande. Ora la parola passa nuovamente al campo, anche perché fa freddino e di questi tempi non conviene ammalarsi. No, fa veramente freddo. Grazie Culi e alla prossima. Grazie a te. In Serie D ci sono tantissime storie, quella di Koulibaly sicuramente è stata ed è sicuramente una storia da raccontare. Lo abbiamo fatto oggi all'interno della nostra trasmissione Penalty. Continuiamo a raccontare questo campionato di Serie D che dovrebbe ritornare in campo domenica 23, ma le voci dicono di un possibile nuovo rinvio. Certamente la federazione può trovare delle difficoltà poi per ripescare e ridisegnare il calendario. Parliamo invece del Trapani, inizio da Peppe. Peppe, Morgia ha portato qualche punto, ha portato anche nuovo entusiasmo, servirà? Ma guarda, il Trapani secondo me paga il ritardo di aver costruito una squadra importante durante l'estate, quando ancora non si sapeva qual era la società e chi fosse l'allenatore, e quel ritardo purtroppo l'ha pagato con i risultati iniziali, e poi quando arrivano i risultati c'è magari qualche malumore, la piazza spinge perché sicuramente Trapani è una piazza ambiziosa, una piazza che ha grandissime tradizioni, però ha un organico di primissimo livello. Basta vedere i giocatori che compongono la rosa, una squadra che sul campo può giocare alla pari contro le squadre che sono al vertice. Purtroppo ha perso terreno. Però c'è un però, che c'è una partita da recuperare, che secondo me quella può essere la partita decisiva per il Trapani. Tra l'altro con la Gelbison. Se riesci a vincere quella partita poi ti metti lì a 9 punti, 9 punti sono 3 partite. E 3 partite in un campionato dove ci sono 5-6 squadre che si equivalgono non sono tantissime, perché se riesci a fare 3-4 vittorie consecutive si può riaprire tutto. Quindi dipende tantissimo da loro. Adesso penso che hanno trovato, diciamo, la quadratura del cerchio. I giocatori che ci sono, ripeto, sono giocatori di primissima fascia. Davanti hanno giocatori che in questa categoria fanno veramente la differenza. È vero. Anche a metà campo, cioè è una squadra importante, poi giocano in una struttura che gli permette di fare calcio, la città sicuramente, se le cose vanno bene, spinge, quindi ancora è lunga. Infatti tra l'altro proprio in settimana il presidente Mazzarra ha fatto una dichiarazione forte, Carlo, una dichiarazione che ha chiarito il ruolo di assoluto protagonista del Trapani nel campionato. Pertanto non molleranno, buone possibilità quindi di giocarsi anche la sua carta vincente finale. Io l'ho visto il Trapani in fuoricasa contro il Troina, come diceva Ti è piaciuto? Mister Pagana, squadra che ha un organico importante. In quel momento credo che in mezzo al campo gli mancasse qualcosa, e poi avevano appena deciso di esonerare Moschella per affidare la panchina a Criaco. Io credo che insomma è stata una mossa azzardata, sicuramente se ne saranno resi conto, quello di affidare la panchina a un esordiente insomma nella categoria, che ha pagato lo scotto di allenare insomma una piazza pesante, con esigenze così importanti, e non è riuscito perché i risultati
hanno detto proprio questo, a tenere un trend importante per la piazza di Trapani. Sei d'accordo con Beppe che dice che ce la possono fare? Sì, con l'avvento di Morgia. Io ho detto che è determinante la partita con la gente. Certo, chiaro. Se vinci quella è la partita dello spartiacque. Diciamo che con l'avvento di Morgia, un allenatore che conosce bene il suo lavoro, conosce bene, cioè non lo inventiamo noi. Morgia ha fatto categorie importanti, ha fatto la storia, insomma, di piazze molto importanti, Marsala, conosce bene la realtà tra l'altro di quella zona, e questo è importante, ritornare in delle realtà che conosci, e sicuramente ha dato una svolta alla stagione del Trapani, che può ancora ambire a obiettivi importanti. Parliamo di svolta e parliamo di Campanella, perché a questo punto la svolta Campanella a San Cataldo è diventata importante. Peppe? Sì, sono felicissimo perché il mister io lo conosco da una vita, soprattutto come uomo. Per me è una persona veramente eccezionale, perché è una persona di altri tempi. E io sono felicissimo che i risultati gli stanno dando ragione, quindi sono felice per lui, per una squadra siciliana, che la San Cataldese è una squadra siciliana, e noi dovremmo essere tutti felici quando le squadre siciliane vanno bene, perché fa bene a tutto il movimento calcistico siciliano. Chiaro. Che ben vengono gli allenatori e soprattutto gli uomini come Giovanni Campanella. Attenzione, perché quando parliamo di San Cataldo parliamo anche di una svolta dal punto di vista non soltanto tecnico con l'allenatore, ma anche nella rosa, che è stata un po' rivoluzionata post Settineri. Vedi Ettore, questo fa proprio la differenza, avere Alessandro, che è un ragazzo preparatissimo, assolutamente, che aveva fatto benissimo, aveva vinto il campionato di eccellenza, ma era un esordiente nella categoria, e quindi un esordiente nella categoria, magari non conoscendola bene a fondo, gli scappa qualche particolare. Prendendo Giovanni Campanella, che la categoria la conosce come le sue tasche, è chiaro che sa dove mettere mani, e quindi la differenza si è vista tutta. Giovanni per la categoria è una garanzia. Chiaro. Tu prendi Giovanni Campanella, nella categoria è una garanzia. Prendi l'allenatore che ti fa i punti. Come, non come, questo non importa, fai i punti. È una San Cataldese, che a questo punto, con i risultati che sta facendo, dovrebbe salvarsi. La San Cataldese si salverà perché ha rivoluzionato il parco giocatori, perché Giovanni sapeva che doveva dare una rivoluzione e prendere dei calciatori funzionali al suo credo calcistico, e stanno facendo i punti e stanno arrivando. Città di Sant'Agata. Città di Sant'Agata che l'anno scorso sappiamo benissimo come è andata, sono riusciti a salvarsi, vabbè, il campionato è stato un po' particolarmente difficile, ce l'hanno fatta. Quest'anno erano partiti sicuramente in una maniera molto determinata, adesso qualche punto perso per strada li ha un po' ridimensionati, ma penso che non dovrebbero esserci problemi. Peppe? Ma guarda, i problemi uno deve tenere sempre la guardia alta, perché questo è un campionato tosto, difficile. Vedi, la San Cataldese fino a 2 mesi fa era quasi spacciata, è vero. In 2 mesi invece ha cambiato le sorti del proprio campionato, vincendo partita su partita. E come è successo alla San Cataldese può succedere a un'altra squadra, quindi non bisogna mai abbassare la guardia. Per quanto riguarda il Sant'Agata ha dato continuità al lavoro dell'anno scorso, ha inserito qualche giocatore importante per la categoria, e inizialmente rispetto alle altre squadre era avvantaggiata dal fatto che già conoscevano l'allenatore, conoscevano l'ambiente, e quindi i risultati sono subito arrivati. E giocano pure bene. Poi ci sono state delle partite dove gli episodi sono andati, diciamo, non bene, e hanno perso qualche punto, però secondo me, perché io l'ho visti giocare più di una volta, sono una squadra che non dovrebbero avere problemi, perché sono una squadra che se la giocano contro qualsiasi avversario. Ogni partita però va attenzionata sempre. Ma per tutti vale questa cosa. Io non vi volevo parlare del Giarre, ma sono costretto a farlo, e voglio iniziare con Carlo. Non che non volevo parlarne perché ho antipatia con quelli del Giarre, ci mancherebbe, però è anche vero che il Giarre un po' quest'anno mi ha spiazzato, perché secondo me hanno fatto troppe campagne acquisti e poi alla fine un po' si sono anche pure smarriti, quindi condanno la società in questo senso, ma credo che la piazza sia una piazza troppo importante per non pensare di trovare le chiavi giuste per una salvezza. Carlo? Giarre, sai, mi tocchi un tasto, lo so. un tasto importante, perché fa parte, così come Cireale, insomma, della mia carriera, della mia casa calcistica. Certo. Ci ho lavorato per 2 anni, a distanza di qualche anno, lì ho vinto
ho vinto il campionato d'eccellenza e la Coppa Italia, dopo 13 anni che il Giarre navigava sempre nei dilettanti, sempre in eccellenza, e avevano perso dei campionati agli ultimi istanti, agli ultimi minuti, c'era un clima depresso, e dopo 13 anni siamo riusciti a vincere il campionato d'eccellenza e riportare il Giarre in Serie D e la Coppa Italia, e dopo qualche anno l'ho preso sempre in eccellenza, che erano penultimi, insomma, e ci siamo salvati evitando i play-out, quindi è una piazza che sento veramente mia, sento casa mia. E erano partiti quest'anno, dopo aver vinto il campionato scorso tramite i play-off, aver riportato quindi hanno vinto anche la Coppa Italia. Sì, hanno vinto anche la Coppa Italia, tra l'altro tramite i play-off, ma hanno vinto il campionato, sono arrivati primi, battendo il Siracusa con pieno merito. Quest'anno con una società importante dal punto di vista economico, perché hanno un budget veramente importante, e non sono riusciti a trovare la quadratura del cerchio, né con Gaspare all'inizio, né con Piero Infantino nel suo interregno, e neanche adesso al ritorno di Gaspare, anche se ha fatto solo 3-4 partite mi sembra. I risultati purtroppo finora dicono che il Giarre sta nevicando proprio male. Bisogna aspettare che sicuramente in questo periodo avranno potuto lavorare bene dal punto di vista fisico, credo che abbiano trovato magari qualche giocatore più funzionale a quelli che avevano preso prima, e magari adesso con questa sosta abbiano potuto ricompattare un attimino l'ambiente. Ma devi essere ottimista in una piazza come Giarre, devi essere ottimista, perché è una piazza che ha una società forte dal punto di vista economico, che ti paga, che ti fa stare bene, e devi solo lavorare e fare i risultati e basta, e quindi devono fare i risultati e si devono tirare fuori. Voglio sentire anche Peppe. Se no sarà un fallimento. Se no sarà un fallimento, certo. Peppe. Ma guarda, inizialmente magari hanno pagato il fatto il discorso che ti facevo prima, delle aspettative, perché tutti si aspettavano che con la campagna acquisti che era stata fatta in estate, che il campionato sarebbe stata una cosa così semplice da poter lottare per vincere il campionato, ma non è così facile, altrimenti il calcio diventava una scienza quasi esatta. Poi io vedo tutto quello che è successo dopo, a me piace guardare sempre il lato positivo, il voler rimediare a tutti i costi agli errori fatti e cercare in tutti i modi di recuperare il tempo perduto, però purtroppo nel calcio poi il tempo perduto non riesce a recuperare. Resettare sempre non è conveniente. Ormai bisogna voltare pagina, e i punti persi adesso si fanno punto su punto, ormai quelli sono andati. Ormai non bisogna, ogni volta, adesso io vedo a volte anche nei commenti e tutto, si vince una partita e poi se ne perde un'altra e siamo sempre punto da capo. No, ormai quello fa parte del passato, adesso l'unico obiettivo è uno, salvarsi domenica dopo domenica, e fare un campionato per salvarsi. Anche il punticino serve, non per forza si deve vincere a tutti i costi. Giusto, bisogna accettare, magari all'inizio le aspettative erano altre e quindi ci poteva stare quella critica eccessiva in tutto, ma adesso bisogna combattersi tutto e lottare partita su partita, questa è la verità. È vero. Dobbiamo parlare del Troina, manca il Troina tra le... Vuoi parlare del Troina? Direi che anche il Troina... Ma parlo con te però, non parlo con Peppe, no, posso parlare anche con Peppe. È casa sua, quindi è giusto che parli lui. Io dico allora una battuta finale dobbiamo fare anche sul Biancavilla, mentre ci siamo. Dai, allora parliamo di Biancavilla e Troina, così chiudiamo la Serie D. Biancavilla, insomma, una stagione particolare anche da loro, diciamo che erano partiti con un progetto molto giovane, all'inizio è andato via Orazio Pitatella, poi è arrivato un tecnico importante come Cozza, sicuramente qualcosa non è andato, è tornato Pitatella, è andato via, sicuramente c'è qualcosa che è poco chiara. Speriamo che adesso, perché il presidente Furnari ha dato sempre garanzia di essere una persona per bene e corretta, e mi auguro che col nuovo allenatore possano fare risultati per salvare la categoria. Speriamo, perché anche lì la posizione in classifica certamente non è sicuramente deficitaria facile, e non è semplice, ma hanno cambiato tanto, e quindi ci auguriamo che possano... E su Troina? Troina, che ho visto giocare un paio di volte, forse nel miglior momento del Troina, perché li ho visti contro il Trapani dopo che venivano da 2 vittorie importanti contro Cavese e Cittanovese fuori casa. Quel Troina mi ha impressionato positivamente, è una squadra ben messa in campo, una squadra molto giovane, brillante, con giocatori anche di qualità. Poi questa squadra è stata, non so per quale motivo, sicuramente ha perso pezzo per pezzo. Tra l'altro, insomma, quei 10 punti di penalizzazione poi sono andati via. Li avevano ribaltati, anche perché a loro hanno tolto i 3 punti anche dell'FC Messina, quindi non sarebbe ultimo il Troina oggi, con i 6 punti più quei 3 del
dell'FC Messina, quindi quella squadra oggi non c'è più, oggi è un'altra squadra, che secondo me così com'è fa fatica. Può darsi che farà fatica, Peppe ci può molta dare fatica. qualche Quindi, ulteriore risposta. No, io ritengo che secondo me chi la deve salvare è la società, sta squadra. Concordo. Se la società la vuole salvare, probabilmente l'allenatore è quello giusto che la può salvare. È vero, è vero. Poi se non la vogliono salvare è un altro discorso. L'allenatore può fare ben poco. È vero, Peppe la può salvare. Ma speriamo, io me lo auguro di cuore. Come ha detto prima il mister, la classifica del Troina va analizzata per quella che è, senza dimenticare che purtroppo partiva con un handicap di 6 punti e poi è stata tra le più sfortunate, perché tra le squadre che lottano per la salvezza era l'unica squadra, per dire, con la San Cataldese. La San Cataldese con il Messina aveva perso, invece il Torino aveva vinto. In un colpo solo ci sono 6 punti di differenza. Certo, chiaro. Questi in questo momento pesano tantissimo, perché uno che non sa queste cose guarda la classifica e dice il Torino ha 4 punti, ma la verità è che il Torino sul campo aveva fatto 7-6, aveva fatto 7-6, 13 punti e in questo momento sono tantissimi, sarebbe lì insieme alle altre per giocarsela, per tirarsi fuori dai play-out. Invece in questo momento uno degli obiettivi principali è almeno superare un'altra squadra e poi sperare nei play-out, perché questa in questo momento è la realtà. E dopo questo commento anche sul Troina concludiamo la nostra puntata di penalty nella sua prima parte, dove abbiamo approfondito il campionato di Serie D. Voglio salutare Carlo Breve, a cui auguro chiaramente un buon 2022, sperando che arrivi presto una panchina, perché un allenatore dopo un anno si deve assolutamente rimettere in gioco. Qualche anno in più, però questo periodo Covid sicuramente ha stravolto un po' tutte le gerarchie calcistiche e comunque intanto ti ringrazio dell'invito, è sempre un piacere parlare di calcio con te e saluto gli spettatori, speriamo che il 2022 riporti innanzitutto serenità e che ci sia insomma calcio vero e giocato per tutto l'anno. Hai fatto tanta Serie D, ma un progetto in eccellenza interessante ti stuzzica? Sì, non è la categoria in questo momento che può frenare insomma la mia corsa a una panchina, basta andare in un posto dove sicuramente si può fare quello che penso posso far per bene io, ecco. Lavorare con uno staff e un gruppo di giocatori che mi segue. In bocca al lupo, un in bocca al lupo anche a Peppe Pagana, che insomma era partito tra l'altro con un progetto a Troina, ma adesso non stiamo qui a raccontarlo, un progetto però per la prossima stagione, insomma stai guardando cosa c'è di interessante sul mercato? Ma guarda, il calcio è come la vita, è imprevedibile, ci sono sempre cambiamenti, quindi da qui a quando inizierà il prossimo campionato sicuramente ci saranno tante di quelle cose che cambieranno, quindi è inutile fare programmi. Aspettiamo che finisce questo campionato e poi quando inizierà il prossimo a me farebbe piacere iniziare a lavorare in maniera seria e concreta, se capiterà, altrimenti niente, ce la facciamo una ragione. Chiaramente se c'è un progetto interessante giovanile ti stuzzica? No, a me piace lavorare, non è né la categoria né allenare grandi né allenare piccoli, a me piace lavorare, che è la cosa più bella, perché noi facciamo fondamentalmente un lavoro che amiamo, perché è la nostra passione, e quindi quando fai qualcosa che ti piace la fai sempre col sorriso sulle labbra. È vero. Io ti ringrazio per l'invito, è sempre un piacere venire qui e sono sempre a disposizione, lo sai, anche se non è una passeggiata. Però... È vero, grazie a Peppe Pagana e a Carlo Breve, adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco rientriamo in studio, parleremo del campionato di eccellenza ed avremo un nuovo ospite. A tra poco.
Eccoci rientrati in studio, spettatori di Gold 78, come al solito l'appuntamento con penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Abbiamo già alle nostre spalle la prima parte abbastanza interessante insieme ai nostri due ospiti Pagana e Breve, e adesso affrontiamo la seconda parte con un nuovo ospite, un amico di penalty, il giornalista Franco Anastasi, che ritrovo dopo la tua presenza ai Penalty Awards di quest'estate. Ciao carissimo Franco, ciao, come va? Ettore, buonasera a tutti, benissimo, grazie. Perfetto. Hai seguito... E non solo quest'estate a Palma di Montechiaro, ma in tutte le edizioni. È vero, in tutte le edizioni, perché sottolineiamo questa cosa che è importantissima. Franco Anastasi è l'unico giornalista e anche l'unico personaggio che è stato presente in tutte le 8 edizioni dei Penalty Awards, esatto. Quindi sarai costretto a presenziare anche la prossima della prossima estate. Sempre a Palma di Montechiaro. Stiamo lavorando. Sembra, stiamo lavorando anche per questo già da adesso, Covid permettendo, perché questo Covid, carissimo Franco, purtroppo ha un po' insomma spiazzato tutti. Sta facendo un sacco di danni e non soltanto a livello sportivo, naturalmente, ma in tutti i sensi. È una stagione particolarmente difficile da gestire in fatto di calendari e anche giustamente di grandi problemi che ci sono poi all'interno della società, che non può usufruire anche perché insomma, molte società hanno un sacco degli di problemi dal punto di vista economico, perché non hanno incassi, non hanno sponsor, non hanno aiuti economici, quindi ci sono problemi. Ma vogliamo essere ottimisti? Dobbiamo esserlo. Sono per natura, è vero, è vero. Vediamo, speriamo bene. Il campionato di Serie D ritornerà in campo domenica prossima. Voglio comunque anche con te scambiare una battuta su questo girone I, dove attualmente in testa abbiamo questo Città di Aciriale, la Gelbison recupererà 2 partite, appunto, e poi tutte le altre insomma che cercheranno di agganciare il possibile treno della vittoria finale. Il discorso all'inizio quest'estate sembrava che dovesse essere un duello fra Cavese e Lamezia. Invece le cose non sono andate così, tant'è vero che tutte e 2 le squadre hanno cambiato allenatore. Il Gelbison, o la Gelbison come si vuole chiamare, aveva già una bella struttura dalla scorsa stagione. Dalla scorsa stagione, deve recuperare 2 partite. La bella sorpresa, diciamo, che è la Cireale, e quindi saranno queste 4 squadre che si giocheranno la promozione. Speriamo almeno che insomma, una squadra siciliana possa agganciare questa benedetta Lega Pro, perché proprio sulla Lega Pro insomma, la prossima stagione c'è un grandissimo punto interrogativo proprio sulle realtà siciliane, no? Soprattutto sul Catania. Ecco, battuta anche sul Catania. Noi tra l'altro la scorsa puntata di Penalty abbiamo realizzato una puntata specifica sul calcio Catania, quindi a questo punto mi sorge spontanea: come vedi questa situazione del calcio Catania? Ingarbugliata, sembrava che si fosse sul punto di risolvere la situazione, non si risolve niente, sembra uno stillicidio, un malato che si trasporta. Hai detto mantiene... che eri ottimista, quindi allora il 28 febbraio potrebbe essere una data o drammatica o bella? Drammatica non c'è niente nel calcio, perché però per i tifosi sì, potrebbe essere, anche perché parliamo di quella di quella famosa 11.700. Vabbè, mettiamola da parte, perché ormai... Ma non è il caso di parlare di questo. Se si riesce a salvare il titolo, tanto meglio, se no si ricomincia. Se no si riparte da come hanno fatto tante società anche e città più importanti di Catania, Firenze, Palermo, Bari e tante altre, quindi o potrebbe fare anche il Catania. Speriamo di no, però se deve continuare così, allora tanto vale che si riparte da zero. Certamente i prossimi giorni ci faranno capire bene quale potrebbe essere il nuovo percorso del calcio Catania, ma noi non siamo qui a parlare oggi di Lega Pro, ma siamo qui per parlare di calcio dilettantistico.
abbiamo già parlato della Serie D. Con Franco Anastasi voglio affrontare invece i due gironi del campionato di eccellenza. Iniziamo subito con il girone A, dove comunque ci sono 4-5 realtà che vogliono assolutamente essere padroni di questo girone. Il girone A è veramente un bel campionato. Bello veramente, avvincente. È bello, entusiasmante, avvincente come dici tu, perché ci sono 4-5 squadre che lo possono vincere e sono, come sappiamo, Canicattini, Acragas. Ora l'Acragas per esempio ha perso una partita che non era prevista, la sconfitta. Sì, ci può anche stare, così come però non era prevista la sconfitta dell'Enna contro la Parma. La Parma, è vero. E quindi grande equilibrio. Non ci sono squadre ammazza campionato, se lo contenderanno e se lottando parecchio, compresa probabilmente la Mazzarese, non solo Canicattini, Acragas. Ci metterei dentro anche il Profavara io. Forse Profavara è troppo distanziato rispetto... Però è anche vero per esempio che l'oratorio San Ciro e San Giorgio è lì. Sì. Cioè in questo momento veramente hai detto bene, un girone A intensissimo, ogni partita è quasi un big match. Sì, perché non ci sono partite scontate, non ci sono squadre a materasso, così come non ci sono squadre ammazza campionato. È vero. Quindi è un campionato molto equilibrato, si lotterà partita per partita e poi vedremo come andrà a potrebbero finire. risultare determinanti gli scontri diretti. Iniziamo dal Canicattì, perché proprio sul Canicattì, che attualmente è in vetta in questo girone A del campionato di eccellenza, c'erano dei dubbi proprio anche legati all'allenatore debuttante Lillo Bonfatto, che poi alla fine ha smentito tutti, ha portato la squadra con un bel gioco al primo posto. Tanti non sanno che Lillo Bonfatto è catanese. Eh sì, infatti. Il catanese è figlio di Angelo Bonfatto, ex giocatore, veramente uno degli elementi in prima vista del calcio nostrano. Angelo Bonfatto poi è stato obbligato di banca, eccetera. Sì, conosco. Quindi Lillo sta facendo molto bene, tra l'altro su una piazza che negli anni precedenti aveva un po' bruciato anche le aspettative con allenatori importanti, con Terranova, con Catania, cioè ritrovarsi poi a guidare una piazza importante come il Canicattì bisogna avere un po' di personalità e questa cosa l'ha dimostrata ampiamente. Questo ragazzo sta dimostrando di saperci fare e ne parlano bene anche gli avversari e questo è importante. Assolutamente, assolutamente. E poi anche perché hanno allestito una rosa veramente molto importante per la categoria. Però manca il campo, anche questa è una cosa che ci spiazza perché parliamo di una realtà che attualmente è prima in classifica in eccellenza. Se dovesse andare in Serie D, punto interrogativo. Ma non è la sola squadra importante che manca dal campo. Lo so, è anche perché vero. Ora per esempio alla ripresa del campionato finalmente la Nissa che ha giocato... Parleremo della Nissa tra poco perché proprio c'è un servizio proprio sullo stadio. Al Palmintelli, quindi è vero. Alla ripresa, se ci sarà ripresa, giocherà a Palmintelli. Tra poco parleremo della Nissa perché dopo il Canicattì voglio farti di nuovo una battuta sull'Acragas perché le dimissioni della presidentessa Sonia Giordano hanno fatto pensare che c'era aria di smantellamento, ma invece non è così. No, pare di no, però insomma ancora si deve vedere perché stava facendo un bel campionato. È vero. L'Acragas, Anastasia ha fatto un bel lavoro, poi un mio omonimo, per questo dovevo fare per forza un buon lavoro. E però arrivato a questo punto sembra che sia un po' tutto all'aria perché Beppe Deni, il direttore generale, ha rilasciato una dichiarazione importante. Guarda, ce l'ascoltiamo, ce la vediamo, in modo che così ci rendiamo conto e confermiamo che non è vero niente che ad Agrigento si sta smantellando, anzi si sta pensando di alzare ancora l'asticella perché il progetto di Agrigento direzione Serie D non è per niente messo da parte. Noi in questo percorso abbiamo gestito una società sia sul campo che fuori campo. Sul campo una società, una squadra che sul campo ha fatto 31 punti,
Cioè, ricordatevi che la prima ne ha 33, noi siamo 31 punti, perché un punto l'abbiamo perso per penalizzazione, ma sul campo abbiamo guadagnato 31 punti. Per cui non siamo una società allo sfascio, siamo una società di grande dignità e abbiamo dimostrato anche di essere di grande valore. Questo per quanto riguarda la squadra. Per quanto riguarda la società, questa società oggi posso dire in maniera orgogliosa che non ha un centesimo di debito. Sfido chiunque a dire che questa gestione ha un centesimo di debito. Abbiamo pagato tutti fino all'ultima lira e tenete presente che questa società su 5 mesi ha pagato 6 stipendi. Questa è la situazione attuale della società Agragas, che in alcuni forum vogliono far capire che è quasi una società allo sbando. Una società che si comporta in questa maniera non è una società allo sbando, ma è una grande società. E anche per fare chiarezza, perché qualcuno ha scritto anche di questo, qualcuno ha lanciato dei punti interrogativi sulla situazione debitoria pregressa. Lo confortiamo dicendo che anche la situazione debitoria pregressa è stata pianificata. Questa Agragas non ha debiti. Per cui l'Agragas continuerà ad essere il brasone, la squadra che noi abbiamo ipotizzato all'origine, all'inizio del nostro impegno in Agragas. Siamo sul mercato perché riteniamo che abbiamo bisogno di un esterno alto e una prima punta, e già qualcuno è arrivato, già ieri qualcuno si è allenato con la squadra, da lunedì ci saranno altri che arriveranno, però il principio è questo: la squadra non è una squadra che deve essere smantellata, è una squadra che potrebbe avere bisogno di un valore aggiunto. Per cui, come vi dicevo, una squadra che è seconda, che sul campo ha guadagnato 31 punti, mi sono spiegato, non è una squadra da buttare, è una squadra che, se ci può essere un giocatore che ci fa fare, che ci fa alzare l'asticella, che ben venga. Però la squadra è un'ottima squadra, la squadra ha un ottimo organico, per cui noi siamo alla ricerca di alzare l'asticella, non di fare una campagna acquisti tanto perché dobbiamo buttare fumo negli occhi alla tifoseria. Noi abbiamo l'interesse, e i dirigenti più degli altri, più dei tifosi, perché oltre a metterci il cuore, la passione, ci mettiamo anche i soldi, abbiamo l'interesse di fare il bene dell'Agragas. Quindi, tifosi agrigentini, state tranquilli perché Agrigento è ancora in corsa per un posto importante in Serie D la prossima stagione. Certamente il campionato è lungo, adesso c'è tutto questo girone di ritorno con qualche altra partita da recuperare e troppe squadre ambiscono alla vittoria finale, quindi ogni partita diventa, come abbiamo detto poc'anzi, un big match. Forse però, come tu stesso mi potrai confermare, l'Agragas non è escluso che sia leggermente un gradino superiore alle altre contendenti. No, non sicuramente al Canicattì. Quindi poni il Canicattì in questo momento insomma, la squadra anche con più credenziali. Anche la stessa Nissa ha un bell'organico, quindi non ci sono favorite fra questo. Fra queste squadre un gradino forse dal punto di vista favorito è il Canicattì, perché è avanti, perché ha una buona squadra, ha un ottimo allenatore, quindi è importante questo dal punto di vista anche psicofisico. Mentale. Attenzione, perché non stiamo parlando neanche della Don Carlo Misilmeri, che a sua volta è lì in classifica, secondo posto, con un allenatore di grande qualità, un presidente con un obiettivo ben preciso. Esatto, Salvo Utro è andato a rilevare il suo collega, ma inizialmente non ha fatto grandi cose, ma ora è lì per infilarsi nel discorso promozione anche loro. Però volevo dire una cosa, ora che me lo sto ricordando, a proposito di playoff. Sì. I playoff ogni anno, prima, portavano le seconde
agli spareggi, le seconde classificate agli spareggi nazionali, dove poi sia la squadra del girone A che del girone B potevano andare entrambe in Serie D. Sì, e invece questa cosa quest'anno non succederà sicuramente. Nemmeno l'anno scorso e nemmeno l'anno prima. Quest'anno. Quindi è una cosa che sinceramente la Sicilia dimostra a livello nazionale di contare poco. Effettivamente per una regione che presenta 2 gironi di eccellenza, quantomeno dovrebbe avere più visibilità. Più spazio. Invece alla fine, ammesso che arrivassero alla finale e le 2 siciliane si scontreranno tra di loro. Soltanto andrà in Serie D eventualmente, perché si scontreranno. Questa sicuramente è una cosa che un po' spiazza, dovremmo saperne anche il motivo, forse qualcuno ce lo potrà raccontare, chissà. Speriamo. Mai dire mai. Hai parlato della Nissa poc'anzi, però prima della Nissa io voglio fare vedere ai nostri telespettatori di Penalty un servizio proprio sul momento positivo della Don Carlo Misilmeri. Quello che ci auguriamo tutti per questo 2022, per questo primo semestre del 2022 è quello di finire lì su a giocarcela con gli altri. Non voglio dire in che maniera, ovviamente speriamo nel miglior modo possibile, però che essere lì, essere là sopra, già esserci. Per Misilmeri, che ricordo è la prima volta nella storia che lotta a questi livelli, e naturalmente è quello che ci auguriamo tutti. E poi per me il momento più bello sarà sicuramente la riapertura degli spalti e i tifosi, la presenza dei tifosi, la presenza degli ultra, perché purtroppo è quello che manca a questa squadra. Io come presidente, tutti i miei dirigenti, la società, chiunque, fino al magazziniere, al buon Giovanni e a Francesco, stiamo cercando di fare tutto il possibile, però poi sarà tutto quello che si concretizza partita dopo partita a darci i giusti risultati. Il pubblico e i tifosi, quello che mancano. Io mi auguro che nelle prossime partite questo possa succedere. Noi il nostro lo stiamo facendo bene. Devo dire che il comune l'amministrazione comunale sta cercando di accelerare per ottenere questa benedetta autorizzazione all'utilizzo degli spalti, e poi mancherà il pubblico. Gruppo di lavoro molto affiatato, ho trovato uno staff competente, ho trovato un gruppo di ragazzi disponibili al lavoro, un gruppo di ragazzi molto coeso, e quindi sono molto contento e soddisfatto, quindi dico che è un bilancio molto positivo. Mister Utro, salendo su questo treno in corsa, è riuscito a dare nuova linfa vitale a questa squadra. Abbiamo fatto dei piccolissimi aggiustamenti, sono arrivate persone di spessore che si sono unite a quelli di spessore che avevamo noi, e adesso la coesione del gruppo, che è la dimostrazione proprio della forza di questa squadra, sta prendendo sempre più campo, e devo dire che è bello vedere esultare. Per me il momento più bello è ad ogni gol l'abbracciarsi tutti insieme, tutti con un unico obiettivo, tutti in un'unica direzione. Ci voleva un po' di tempo, nonostante ciò, ripeto, la disponibilità del gruppo, l'unione, il lavoro, il sacrificio ci ha portato a tenere botta tutte le domeniche, facendo grandissime prestazioni, riuscendo a vincere partite molto difficili, perché è un girone molto equilibrato, l'abbiamo detto più volte. Ci sono squadre
importanti, ci sono 8-9 squadre che possono giocarsela fino alla fine, quindi ogni domenica uno scontro diretto. Quindi siamo molto contenti perché, ripeto, non era facile e grazie all'interpretazione del gruppo, alla coesione, ripeto, societaria e dello staff tecnico siamo riusciti fino adesso a fare un grandissimo lavoro e abbiamo buttato delle basi per affrontare un ritorno che sarà molto duro, perché sappiamo tutti che i giorni di ritorno cambiano molti equilibri e quindi si giocherà punto a punto e ogni domenica sarà una finale. Ma il 2022 deve essere un anno che va a consolidare tutto quello che abbiamo fino adesso creato e coltivato. Non dobbiamo naturalmente perdere di vista l'obiettivo, che è quello di giocarci tutte le partite per vincere, ma continuando su questa strada. Naturalmente abbiamo buttato delle basi, su quello dobbiamo continuare a lavorare, sapendo che ci saranno delle situazioni in cui ci saranno grandi difficoltà, quindi l'equilibrio e la continuità saranno fondamentali. Quindi il mio augurio è di viverci giornalmente tutti i momenti che questa squadra ci potrà regalare e giocarcela fino alla fine. E parliamo della Nissa. Tra l'altro da qualche settimana il presidente Arialdo Giammusso con una dichiarazione forte... Cantante. Ottimo cantante, certo, lo sappiamo perché ai Penalty Awards insomma, ha lasciato tutti a bocca aperta per la sua bella esibizione canora. Dicevo, il presidente, tra l'altro sentiremo adesso le sue dichiarazioni, si lamenta della poca disponibilità da parte anche della piazza di Caltanissetta. Non solo le persone, la gente e gli abitanti, ma anche gli imprenditori, cioè nessuno l'aiuta a questo. È stato letteralmente lasciato solo. Abbandonato a se stesso. Però è anche vero che non mi sembra uno che molla così facilmente. Non lo conosco bene, per cui non so se le sue sono minacce oppure sono cose concrete. Allora ci sentiamo le dichiarazioni di Arialdo Giammusso e poi dopo così possiamo anche commentarle. Con questo video di inizio anno vorrei spiegare un attimino qual è stato il mio impegno alla Nissa e il perché di questo mio impegno alla Nissa e come proseguiremo in questo campionato. Purtroppo i nostri piani, sia dal punto di vista del marketing, sia dal punto di vista del coinvolgimento di sponsor e di pubblico, sono stati lungamente disattesi. Abbiamo fatto una campagna abbonamenti con uno spot che non ha nulla da invidiare a spot che fanno in Serie A. Ciononostante, soltanto 20 persone hanno deciso di abbonarsi alla Nissa. Le prime partite di campionato il pubblico era veramente scarso e abbiamo raggiunto soltanto in un'occasione le 80 unità, ma gli spettatori presenti oscillavano tra i 50 e i 60 persone che partecipavano alla partita. Chiaramente in quel periodo non sono mancati i problemi anche a livello sportivo. La scelta dell'allenatore al quale io ho dato la massima fiducia sia nelle precedenti stagioni che in questa non era condivisa da alcune persone che orbitavano all'interno dello spogliatoio. Questo forse guidati da qualcuno che è stato defenestrato, forse perché non abbiamo spiegato bene qual era il nostro progetto, ma in seguito ad alcune mancanze, un paio di sconfitte della squadra biancosputata, ho deciso di mettere alla porta ben 5 giocatori perché non condividevano il nostro progetto. La squadra ha continuato, ha fatto bene come così previsto, l'allenatore ha fatto bene, abbiamo raggiunto la prima posizione il 27 di novembre dello scorso anno e abbiamo sempre orbitato nelle prime posizioni del campionato, insieme a squadre di grande valore che investono budget veramente importanti come il Canicattì, come l'Ancragas, come il Misilmeri e come la Mazzarese e altre squadre, tutte di grande valore che stanno disputando il nostro campionato. Quindi la Nissa non ha assolutamente
sfigurato nella prima parte del campionato di eccellenza. Questo evidenzia naturalmente la bontà e la giusta dimensione del nostro progetto. Siamo lì, siamo ancora in corsa per poter vincere il campionato. Nonostante ciò, in questo periodo ho dovuto subire da parte di tifosi, da parte di una certa parte dell'opinione pubblica, continui attacchi alla mia persona, attacchi che hanno leso la mia dignità di uomo, di imprenditore, di persona innamorata della mia città. È sorto in me spontaneo una domanda che molti amici mi hanno fatto, una domanda che molti ex presidenti della Nissa mi hanno posto: ma chi te lo fa fare? E in questi giorni, subito dopo la disgrazia che ha colpito la mia famiglia, questa domanda preminente resta dentro di me: chi me lo fa fare? Io non sono certamente un tipo che molla, non sono certamente una persona che non mantiene fede ai propri impegni. In tutta la Sicilia è riconosciuta la serietà del presidente Giammusso, la serietà della squadra biancoscudata. E a questo punto, con grande riflessione, è sorto in me il dubbio se continuare in questa avventura, se continuare in questo progetto o lasciar perdere fin da oggi. Sicuramente concluderò questa stagione cercando di portare la Nissa al miglior posizionamento possibile. Io penso che la zona playoff sia assolutamente alla nostra portata e chissà, come molti mi dicono, il pallone è rotondo. Non sappiamo se questi ragazzi, con l'impegno che hanno sempre dimostrato di metterci, con il cuore che hanno sempre dimostrato di metterci, non ci faranno qualche bella sorpresa. Ma io non voglio promettere assolutamente nulla. Continueremo con lo stesso impegno, continueremo con la stessa determinazione fino a fine di questo campionato, perché bisogna onorare ciò in cui abbiamo creduto, bisogna onorare la maglia biancoscudata come merita. Come già ho spesso anticipato, è mia intenzione di dimettermi da presidente della squadra biancoscudata non appena il campionato sarà terminato. Disputeremo tutto ciò che c'è da disputare, anche i playoff se sarà necessario, e qualunque sia il posizionamento io dichiaro fin da adesso la mia intenzione di dimettermi. Mi assumo le colpe di ciò che è successo, mi assumo ogni colpa per quanto riguarda l'aspetto sportivo, l'aspetto e magari qualche cosa che non è stata organizzata bene, ma se ho errori l'ho fatti sempre in buona fede, sempre con l'interesse prioritario e primario di garantire il massimo alla squadra biancoscudata e ai suoi giocatori. Con non poca sofferenza ho preso questa decisione. I grandi apprezzamenti che ho ricevuto dai miei amici e dai veri sportivi nisseni, ma purtroppo una squadra non si può sostenere soltanto con i ringraziamenti, soltanto con i like su Facebook, ci vuole ben altro. Noi siamo stati abbandonati anche dagli sponsor, non abbiamo avuto un grande sostegno anche da parte delle istituzioni, e quindi di qualsiasi genere esse siano, e quindi è normale che tutto andava rivisto. Dichiarazioni forti, però sono dichiarazioni che lasciano sempre uno spiraglio aperto per un possibile... Non si capisce bene. Non si capisce bene, non si capisce bene. Il Presidente comunque adesso ritornerà finalmente di nuovo a giocare a Caltanissetta nel vecchio stadio Palmitelli. Esatto. Però è anche vero che è un campo in terra battuta, un campo che certamente non eccelle in qualità. No, ma c'è di peggio. Questo è anche vero. C'è di peggio, poi non capisco perché non giocano al Tomaselli. Ma il Tomaselli, tra l'altro, e tra poco vedremo un servizio, il Tomaselli adesso subirà un restyling,
Si era pensato, lo diceva proprio lo stesso Presidente, ad un manto in erba sintetica, ma ciò non avverrà sicuramente in questa stagione, pertanto necessita anche in questo caso una sistemazione, perché poi la manutenzione è fondamentale, ma ci vogliono i soldi e quindi bisogna capire poi se l'amministrazione è disponibile. Comunque i lavori del Tomaselli dovrebbero iniziare a breve, guardiamoci il servizio. C'è attesa per i lavori allo stadio comunale Marco Tomaselli. La realizzazione del manto erboso sintetico pare essere agli ultimi passaggi. Aggiudicata la gara d'appalto, si attende l'inizio dei lavori sui quali, rassicura l'assessore Marcello Frangiamone, si potrà partire tra fine del mese di gennaio e gli inizi di febbraio, condizioni meteo permettendo, sottolinea, perché spiega che il problema per intervenire nell'immediato è costituito dal terreno ad oggi troppo inzuppato dalle piogge, tanto da impedire l'intervento di rifacimento del manto. Infine l'assessore ribadisce l'apertura da parte dell'amministrazione comunale a concordare con le associazioni sportive che utilizzano l'impianto i tempi di intervento in modo da non compromettere la loro attività. L'intervento di rifacimento migliorerà il comfort e le prestazioni degli sportivi che ne potranno usufruire, un campo con manto in erba sintetica di ultima generazione che permetterà di sfruttare al massimo l'impianto sia per il calcio che per il rugby. Certo che lo stadio a Pian del Lago è sempre stato uno stadio importante per la Sicilia, vederlo in quelle condizioni un po' è brutto. È anche una bella posizione. È una bella posizione. Perché non è difficile da raggiungere, è appena fuori città. È vero, è vero. Spazi abbastanza considerevoli, sì. Veramente importante come struttura. L'avesse Canicattì un campo come quello, sarebbe bello, no? Ma Canicattì pure, Bellia. Quando ne parla con entusiasmo sembra che da lì a momenti potesse arrivare un campo, insomma, un po' difficile. Molto difficile. Attualmente. E anche un po' ingarbugliata in un certo senso anche la situazione nel girone B del campionato di eccellenza, dove attualmente in testa abbiamo il Ragusa, ma l'Igea 1946 è lì. Pertanto sarà un gioco a due la vittoria finale? Probabilmente sì, sarà un discorso a due, però non possono stare molto tranquilli perché il Taormina non è distante e ha una bella squadra. In più si è rinforzata col ritorno di Angione in questi giorni. Sì, infatti tra poco sentiremo anche un'intervista. Non solo, il Taormina ha anche l'allenatore Peppe Furnari che vincente. Sa come si vincono i campionati, per cui sarà una bella lotta, forse a tre. Forse a tre? O più probabile a due. Vedremo, perché insomma... Comunque onore e merito al Ragusa, perché ha condotto una prima parte della stagione alla grande, imbattuta tra l'altro. Imbattuta che non è una Coppa Italia, non solo, ed è in semifinale in Coppa Italia, dove dovrà incontrare nelle partite di andata e ritorno il Taormina. E lì forse qualcuno dovrà abdicare, nel senso che il Ragusa potrebbe mollare la Coppa e a quel punto potrebbe essere un'ulteriore chance per il città di Taormina. C'è da dire che Filippo Raciti ha già vinto Coppa e campionato. Sì. Sempre con il Ragusa quando era in promozione, è vero, è vero. Quindi non penso, poi hanno fatto un buon lavoro, lui anche Strano, Graziano Strano ha fatto veramente... È una piazza che ha fame di calcio. E poi è una piazza importante, stiamo parlando di un capoluogo di provincia, per cui sarà veramente un bel duello. Nessuna delle due penso che sarà disposta a mollare per nulla, per cui si continuerà. Peccato però per la presenza dell'Aghi Sant'Antonio e dell'Atletico Catania che hanno falsato a tutti gli effetti una stagione. Ma falsato di più l'Aghi Sant'Antonio, perché ci sono partite che ha giocato seriamente e poi è scomparso, mentre invece l'Atletico Catania tutto sommato non falsa nulla perché perde tutte le partite e quindi c'è poco da dire. Sull'Igea 1946 tu pensi che potrebbe comunque essere veramente lei l'antagonista della Ragusa? Sicuramente, poi è una piazza importante, Barcellona ha avuto sempre squadre importanti anche nei professionisti, come sappiamo, per cui sarà veramente un duello importante. Bisogna vedere
alla lunga chi mantiene di più le premesse o le promesse. È vero. Guardiamoci un servizio proprio sull'Igea 1946. Petri Sorvoinà è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Igea. L'attaccante rumeno classe 90 è stato presentato questa mattina allo stadio dal Contres Barone e arriva dalla Victor San Marino, formazione dell'eccellenza emiliana. Sono arrivato qui molto carico, molto convinto di fare bene e si spera di arrivare prima e di portare la squadra in Serie D. Sì, sono qui da circa una settimana, mi sono allenato con i compagni e ho dei compagni molto forti. Ho conosciuto anche il mister, è uno tosto e sono sicuro che insieme faremo molto bene. Prima di venire qua diciamo che ho studiato, mi sono informato sulla squadra perché era la squadra che mi interessava e sinceramente non ho guardato molto le altre squadre perché generalmente dobbiamo pensare a noi e se noi facciamo bene poco ci interessa degli altri. Alla piazza prometto di dare il massimo, di essere professionista fino alla fine e di riuscire a portare insieme ai compagni la società e la squadra in Serie D. Sono un attaccante molto mobile, mi piace giocare da prima punta, da seconda punta, anche da esterno, mi piace andare negli spazi e venire incontro, sono generalmente un attaccante tecnico. Ora il mister mi sta provando come punta centrale, però lo sa bene che posso adattarmi anche da esterno, quindi sta a lui decidere dove mettermi. Il fatto che il campionato si sia spostato al 23 per me, anche per la squadra, per integrarmi al meglio, è stato ottimo, è stata un'ottima notizia. Soddisfatto della buona riuscita dell'operazione il direttore sportivo giallorosso Massimo Italiano che ci spiega come si è sviluppata la trattativa. È stata condotta tranquilla col suo procuratore Davide Musumeci, abbiamo parlato, abbiamo discusso. Poi abbiamo parlato con i ragazzi hanno entusiasmo di venire qui a Barcellona perché Barcellona, come sapete, è una piazza importantissima e ha accettato senza nessun dubbio. Diciamo che pur essendo che aveva girato tanti continenti, si è guardato giustamente la squadra, se l'è studiata, ci siamo messi d'accordo subito. Noi eravamo già buoni già senza Pietro, però con l'innesto di Pietro poi ne abbiamo aumentato un po' il tassello un pochettino più alto. Però ricordiamoci che siamo sempre dietro il Ragusa, di metterci in campo testa bassa e pedalare e ad aprile facciamo i conti. Voglio ritornare a parlare della città di Taormina perché l'esperienza di Maurizio Lorè forse può diventare determinante anche per la squadra di Taormina, no? Cioè Lorè che fu colui che insomma creò il miracolo città di Messina, ha trasportato la sua esperienza in quella di Taormina, aggiungendo a quella di Castorina che già è una persona, certo, e aggiungendo anche la figura di Furnari, esatto, e credo che queste cose possono incidere poi per certo, sicuramente, un campionato quantomeno da vertice. Sicuramente, già lo stanno facendo il campionato da vertice e bisogna vedere alla fine, alla lunga, come dicevo prima, chi terrà di più e non con gli scontri diretti, ma soprattutto con le squadre così di medio-basso classifica. Sì, di medio-bassa classifica. È vero. Guardiamoci l'intervista proprio all'amministratore delegato Maurizio Lorè e dentro ci abbiamo messo anche il nuovo arrivato Daniele Ancione che sulla carta dovrebbe essere la carta vincente di questa città di Taormina in questa seconda parte della stagione. È iniziato 15 mesi fa questo progetto di questo gruppo messinese di cui abbiamo tanto parlato, che si è unito a Mario Castorina. Facciamo un piccolo bilancio tra il campionato scorso, che infatti non ci hanno fatto giocare perché in promozione ai noi hanno sospeso tutto all'inizio del mese di ottobre, alla fine del mese di ottobre, e quest'anno che ci vede protagonisti in eccellenza. Sì, E non solo Maurizio, perché poi ricordiamo tutto quello che c'è dietro, affiliazioni, settore giovanile e quant'altro. Sì, l'anno scorso quando è arrivata una chiamata in diretta da parte di Mario Castorina, persona storica, presidente storico del calcio a Taormina, io e il mio gruppo di lavoro immediatamente si è messo all'opera per sposare questo progetto, perché è un progetto che potrebbe darti tanto.
Abbiamo giocato poco, l'anno scorso, il 2020, sappiamo che la crisi pandemica purtroppo ci ha fatto stare a casa, però abbiamo lavorato sotto banco, abbiamo lavorato sotto le quinte, dietro le quinte e soprattutto abbiamo creato e sorretto i pilastri affinché poi il calcio a Taormina potesse oggi darci queste prime piccole soddisfazioni, perché siamo entrati in una società che era in promozione, senza un settore giovanile e senza una scuola calcio, e in 15 mesi abbiamo creato, partendo dal basso, una scuola calcio oggi che vanta 400 tesserati con 5 affiliate, 3 di Messina e 2 di Taormina. A me non piace mai parlare poi di numeri realizzati, ma a me piace tanto parlare di cose realmente realizzate, perché le cose si realizzano, le cose realizzate restano e se ne parla in futuro. E noi siamo arrivati qua a Taormina e stiamo investendo su Taormina proprio per creare qualcosa di duraturo. Un matrimonio avviene avendo dietro una casa dove andare ad abitare. La casa del città di Taormina è il Bacigalupo. Le immagini precedenti del corso è tutto quello che c'è dietro, il Taormina ed eventualmente il città di Taormina, quindi la classe imprenditoriale, il business. Ma poi quello che comanda e che detta le regole è il tappeto verde. Il tappeto verde è quello dove è il simbolo dell'aggregazione, della voglia di sudare, di lavorare, dei giovani, dai più piccoli agli over. Sì, è impensabile riuscire a fare calcio non avendo una tribuna omologata. Per poter andare a programmare un futuro importante per il calcio a Taormina abbiamo l'esigenza e il bisogno che la tribuna venga popolata. Attenzione, non di fare incasso, che anche quello è importante, ma che soprattutto la tribuna venga popolata da addetti ai lavori, genitori, ma tutti i nostri amici, parenti, i nostri supporter, perché le squadre di calcio vivono dei supporter, sentono del calore che proviene dalla tribuna e noi questo 15 mesi fa, quando siamo arrivati a Taormina, non sapevamo che ci fossero questi problemi. Oggi c'è una struttura organizzata quindi come società, come staff tecnico, come parco giocatori importanti per far sì che Taormina possa fare un campionato di prima fascia, però sappiamo che al 30 giugno non potremo giocare più in questo campo e questa per noi, ahimè, è una grande macchia nera. Chiudo come abbiamo probabilmente iniziato: sole, mare, cultura. Taormina può dare tanto, dà tanto, si può fare business ma si può fare anche sport, e quindi io chiedo a tutti gli abitanti di Taormina di essere vicino a questa società, di essere vicino ai giovani, perché l'obiettivo è valorizzazione giovani del territorio. Sì, sono stati 2 mesi, diciamo, turbolenti, in cui ci siamo separati momentaneamente per una serie di cose che non sto qui comunque a dire, però se sono tornato e comunque ci siamo ritrovati insieme alla società e alla squadra, significa che comunque c'è la volontà di stare insieme e di fare bene. Sì, il morale è buono, comunque abbiamo fatto degli allenamenti ottimi per mettere comunque un po' di benzina, visto comunque questa sosta diciamo forzata. La classifica parla chiaro, quindi il Ragusa se lì ci sarà un perché, quindi merita di stare là sopra, ha un organico importante per la categoria, quindi sicuramente sarà una sfida, anzi una doppia sfida molto difficile da affrontare. Sì, sicuramente già sono pronto, alla fine sto pure bene fisicamente, quindi sicuramente cercherò di riprendere, diciamo, dove ho lasciato e dare come sempre il mio contributo.
sono insomma 2 gironi del campionato di eccellenza che quest'anno bene o male ci hanno dato delle emozioni, soprattutto il girone A quest'anno è pazzesco, ma il girone B non scherza, perché queste 3-4 squadre secondo me fino alla fine si daranno battaglia. C'è anche il Carlentini, non ne abbiamo parlato finora. Vero, non ne abbiamo parlato del Carlentini, è vero. Ha allestito una bella squadra, ha un ottimo allenatore come Natale Serafino che sa come si vincono questi campionati. Però c'è il presidente Vinci che quando è venuto qui a penalty ha sottolineato che lui ufficialmente il campionato non lo vuole vincere, però adesso ha preso anche l'attaccante. Secondo me adesso ha un po' cambiato quelli che sono i suoi progetti finali. Ma il problema più importante di Carlentini è che è senza stadio. È vero, è vero. È senza stadio, c'è un campo di patate, manco per patate perché non è buono per niente. Tra l'altro hanno speso dei soldi per sistemare solamente la zona degli spogliatoi e il campo lo hanno lasciato in quelle condizioni, quindi anche questa è una scelta sbagliata da parte dell'amministrazione. Non so come può fare eventualmente, chissà perché e chissà come, se dovesse andare potrebbe dirottarsi a Lentini. A Lentini è sempre anche la Leonzio quest'anno per esempio che sembrava volesse ripetere i fasti degli ultimi anni, ma non è mai facile tutto questo. Invece è andata male, finora è andata di male in peggio, direi, perché ci sono stati momenti in cui poteva sembrare di essere lì per salire in classifica tra i primi posti e poi invece c'è stato un naufragio. Forse il fatto che la loro stagione è iniziata un po' in ritardo. Marco Coppa con questa squadra non può fare di più. Lo stesso vale per il Siracusa. Certo, il Siracusa è troppo attardato. Il Siracusa è troppo attardato. Anche se insomma hanno fatto una campagna acquisti adesso molto dispendiosa. Anche all'inizio, però non è andata secondo le aspettative. Come sappiamo, hanno preso Peppe Mascara come allenatore, ma i risultati sono quelli che sono, per cui il ritardo dalle prime 2 che sono l'Igea e il Ragusa è notevole, senza contare che nel frattempo c'è anche il Taormina, il Carlentini, c'è tutto il girone di ritorno. Effettivamente il calcio è imprevedibile. Certamente guardando i numeri in questo momento effettivamente il Siracusa ha qualche probabilmente problema. Si fideranno di andare ai playoff e poi giocarsi tutte i playoff, anche perché i playoff sono un terno all'otto. Voglio parlare anche del campionato di promozione, 4 gironi molto intensi, è anche vero che in questo caso anche il Covid ha creato grandi problemi, problemi sugli allenamenti, insomma. Non si possono allenare, quindi se non si possono allenare non possono fare le partite, poi le partite vengono rinviate e quindi veramente è tra l'altro la figura dei dilettanti è completa proprio nel campionato di promozione rispetto a quello dell'eccellenza. Certo, non c'è dubbio, certo. 4 gironi dove abbiamo comunque delle belle realtà. Nel girone A il Resuttana San Lorenzo, la seconda squadra ufficiale del Palermo, perché loro si sentono già con un piede in eccellenza, anche se il presidente insomma non lo vuole dichiarare, rispetto al CUS Palermo, che probabilmente potrebbe abbandonare la categoria dell'eccellenza. Questo è vero. Questo è anche vero. Mentre invece nel girone B abbiamo Rocca Acque Dolcese, che è una bellissima realtà, però il Milazzo non molla, come anche il Promende. Sarà una bella lotta anche quella. Potrà incidere il blasone del Milazzo? Ma in campo vanno i giocatori e non il blasone, per cui in questo girone probabilmente saranno importanti gli scontri diretti. È vero. Scontri diretti importanti anche nel girone C, dove abbiamo in testa in questo momento il Real Aci, che è una bella sorpresa. È anche una bella squadra. Però è anche vero che l'FC Motta, la Leonfortese e volendo anche l'Atletico 1994 non stanno mollando. Sì, è vero, però l'Atletico 94 ha perso ultimamente smalto e punti, mentre invece è in risalita la Leonfortese, che con
il recupero di questi giorni che c'è stato contro il Limina. Adesso è a 4 punti soltanto dal Real Aci. È il secondo punto insieme al Motta alle spalle del Real, quindi sarà anche qui una bella lotta. Sarà lotta dura anche nel girone D, dove il Mazzarone adesso con i suoi punti di vantaggio contro il Città di Comiso ha già quasi scritto la parola fine al campionato? Beh, io penso di sì, perché alle spalle c'è una bella struttura, la squadra è importante nei ruoli. E poi c'è Samuele Costanzo che è un vincente, ha vinto già diversi campionati, per cui non sarà facile per il Comiso la rimonta. Saranno comunque come al solito gli scontri diretti e la parte finale della stagione a definire ancora di più i quadri completi dei 4 gironi del campionato di promozione. Certo, sicuramente. Ma ti faccio una domanda, tu segui il futsal? Non tanto, mi piace la Meta Catania. La realtà Meta Catania. Sì, che seguo proprio in virtù del fatto che c'è Attilio Scuderi che ne parla in continuazione ed è probabilmente vice campioni d'Italia. La Meta Catania attualmente è la squadra vice campioni d'Italia di futsal e questa è una grande soddisfazione per tutto il movimento del futsal, ma soprattutto per Catania che in questo momento non vive certamente primavere positive. Però purtroppo questo sport non è molto seguito, nonostante ci sia una squadra importante che dà tante è un movimento in crescita però, Sì, meno male, perché altrimenti proprio non se ne parlerebbe completamente. È vero. Guardiamoci proprio le belle interviste realizzate da Attilio Scuderi. Simbolo, colonna portante, lui è Carmelo Musumeci, il capitano della Meta Catania Brico City. Abbiamo ripercorso con lui il 2021 con quel titolo da vice campioni d'Italia, abbiamo toccato le note del suo anno, abbiamo toccato anche un capitolo importante, quello azzurro con l'europeo ormai in vista e soprattutto il 22, questo nuovo anno con un numero che per lui vale molto e ci sono tante aspettative attorno proprio adesso. Capitano, è stato un 2021 tutto particolare, no? Un 2021 che poi ha materializzato quello che è stato il titolo dei vice campioni d'Italia. Tornando indietro, qual è stata la più grande emozione? Quel gol, quella semifinale oppure quella finale chiaro-scura con quelle luci che si spengono, si riaccendono? Guarda, sicuramente è stato un 2021 personalmente abbastanza difficile, che però poi alla fine mi ha regalato anche tante gioie. E per quanto riguarda quella finale, sicuramente la cosa che ricordo con gioia è tutto il percorso che è stato fatto dai playoff fino ad arrivare in fondo in finale appunto. Quindi ricordo sì la semifinale con il gol. La finale purtroppo è andata come è andata, però fa parte sempre del nostro percorso bello che abbiamo fatto e che comunque non dimentichiamo abbiamo regalato un titolo da vice campioni d'Italia qui a Catania. Quando siete ritornati qui, restaurato tutto il Pala Catania, hai cominciato a segnare e non ti sei più fermato. Che sensazioni ci sono con questa empatia con il gol? Ritornando al discorso che dicevo prima, non è stato un anno, il 2021 non è stato un anno semplice per me, però da quando sono rientrato qui sembra che tutto è cambiato. Questa è casa mia, è stata casa mia e è casa mia. E qui mi sento a mio agio e col gol ho trovato anche la confidenza, quindi mi ritengo, a parte comunque al grande lavoro che faccio dietro, che mi riconosco, mi ritengo anche fortunato di stare in un palazzetto così bello e che comunque si riempie sempre, abbiamo un grande sostegno dal pubblico. Senti, questi colori sono ormai seconda pelle. Carmelo Musumeci ha rinunciato a tante mire, no? Anche da tutta Europa. E come si fa a dire di no e a rimanere attaccati a questi due colori? Guarda, per me non è stato tantissimo difficile, perché è vero che quando ti chiamano squadre che comunque mirano a vincere non è mai semplice, non è mai facile, perché dentro ognuno di noi c'è quella voglia di vincere.
però questa, come hai detto tu, è la mia seconda pelle, sono nato, sono cresciuto con questi colori, quindi il pensiero di poter portare qualche premio qui a Catania ha fatto sempre in modo di farmi rimanere qui. Poi sono stato sempre dell'idea che vincere fondamentalmente non è tutto. Per me già stare qui, stare vicino alla mia famiglia e giocare con questa maglia per me già personalmente è una grandissima vittoria. Rosso-azzurro, ma soprattutto azzurro. Ormai per Bellarte Musumeci è importante e questa fiducia è altrettanto ripagata, è una voglia matta di giocare questo europeo. Sì, l'azzurro per me è stato ed è importantissimo, l'ho raggiunto con tanti sacrifici, ho lottato tanto per arrivarci e quindi ha un valore immenso. Adesso avere la fiducia del mister Bellarte e andare a giocare l'Europeo per me è un sogno che ho costruito piano piano, giorno dopo giorno, fin da quando ho iniziato. Perciò, come ti ho già detto, andare lì e giocarti una competizione così importante che ti rimarrà per sempre nel bagaglio della vita, per me è una cosa troppo importante. Daniele Dovara, un piacere trovarti qui, siamo al Meta Catania Padel, centro sportivo della Meta Catania, il nostro faccia a faccia. Conosciamo un po' Daniele Dovara. Senti, ma chi è Daniele Dovara? Dovara è una persona sempre allegra, sempre piena di vita, è una persona di compagnia che fuori dal campo, ti ripeto, punta sempre ad essere allegro. Difficilmente mi faccio vedere giù dagli altri. E niente, Daniele in generale è questo, in linea di massima sono così. Però c'è qualche paura dentro di te? Beh, più che paura, perché non ho una paura in particolare, più che altro mi capita spesso ti ripeto, non è una paura vera e propria, però mi capita spesso di pensare al futuro come non in maniera molto positiva. A volte penso cosa mi potrebbe capitare in futuro, se il futuro sarà bello, sarà dalla mia parte, sarà come voglio io, se sarà un futuro magari diverso da quello che desidero. Quindi non è proprio una vera e propria paura, però mi capita spesso di pensare a ciò. E ancora una volta mi hai consegnato una parola, futuro. Tu hai fatto una scelta radicale, hai abbandonato il calcio a 11 e un giorno sei rimasto folgorato dal calcio a 5 e poi tutto è andato però a incastonarsi, quindi significa quasi come se la tua strada, ha detto, non è quella del calcio a 11, è quella del calcio a 5, o sbaglio? Sì, è stato tutto un susseguirsi di conseguenze. Io ho lasciato il calcio a 11, l'ho sempre detto nelle interviste precedenti e lo ripeterò sempre, grazie a mio papà che mi ha costretto quasi a provare il futsal. E poi ti ripeto, è stato tutto un susseguirsi di conseguenze capitate, anche un po' di fortuna dalla mia parte, e oggi sono qui. Cose che dirò sempre, che la strada da fare ancora è lunghissima, perché ancora è da poco che pratico questo sport che è diventato ormai il mio lavoro, per fortuna, e le cose da fare sono ancora tante. Gli effetti sono tanto importanti perché i miei familiari sin dal primo momento, ma da sempre, in qualsiasi cosa io abbia fatto, mi sono sempre stati vicini, sia mia mamma, mio padre, mio fratello, adesso anche la mia ragazza che mi sta tanto vicino in quello che faccio, e quindi le loro figure sono veramente importanti per me. Grazie Daniele Dovara. Grazie a voi. Dopo
doppia soddisfazione comunque per la nostra bella città di Catania, perché proprio il capitano della Meta Catania è in nazionale, parliamo di Musumeci, quindi dobbiamo essere doppiamente contenti anche di questa cosa, no? Avere un catanese che indossa la maglia della nazionale è sempre un piacere. Mi fa piacere non solo per la Meta Catania, ma soprattutto per Musumeci, che è veramente un campione nel suo ruolo. È vero, è vero. Franco, io ti ringrazio, come al solito sei stato sempre a puntiglio nelle domande riguardanti soprattutto il campionato di eccellenza, che tu segui sempre con particolare interesse. Grazie a Franco Anastasi. Grazie a te per l'invito. Grazie a voi per averci seguito, l'appuntamento è fissato a martedì prossimo alle 21, sempre su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre, sempre con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai.